Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Eccoci in diretta, ragazzi, buongiorno a tutti. Siamo nell'immediata vigilia della partita, la partita, quella che attendiamo da mezzo secolo, la finalissima di ritorno dei playoff di questa stagione 2022-23 tra Lecco e Foggia. Sale la tensione ormai da giorni. Allora, qui con me mister Giulio Invenizzi, ciao mister. Ciao Stefano, ciao a tutti. Fabio Cardigno, ciao Fabio. Ciao Ste, ciao a tutti. Stefano Menegatti si è fatto attendere tutta la stagione, vuoi che non si faccia attendere per questa finale? Lo stiamo aspettando, arriverà naturalmente come sempre con qualche minuto di ritardo. Vado a leggere subito le formazioni perché c'è qualche novità, poi a breve ci colleghiamo con Matteo Bonacina dallo stadio Rigamonti di Ceppi. Oggi assolutamente tutto esaurito, le formazioni Fausto in regia le manda. Allora, Lecco che non c'è Tordini dall'inizio, ce l'aspettavamo, invece no, sceglie 3-5-2 e poi ne parleremo con i miei ospiti qui, mister Luciano Foschi, Melgrati con Zeliak, Battistini e Bianconi. Sugli esterni ci sono Giudici che torna dalla squalifica, il capitano Lepore che torna a fare l'esterno in centrocampo a sinistra con Zuccon, Galli e Girelli a centrocampo, dunque insomma il centrocampo che si poteva immaginare alla vigilia con molto dinamismo. Buso e Pinzauti in avanti, come detto Tordini non c'è. Il Foggia, le scelte di mister Delio Rossi con Dalmasso in porta, Rizzo, Conte che Leo in difesa, Biarcason, Frigerio, Di Noia, Schenetti, Garattoni a centrocampo, Peralta e Ogunseye sono le due punte. Mister, volevo parlarne subito con te. L'arbitro, signor Davide Di Marco di Ciampino, Federico Votta di Moliterno e Ivan Catallo di Frosinone sono i guardalinee, Marco Monaldi di Macerata quarto ufficiale, al VAR Marini di Roma 1 e Longo di Pisa come assistente. C'è Matteo Bonacina, però lo sento. Albino, scusami Albino, ciao Albino. Ciao Stefano, si sente un po' metallico, forse avete un po' dopo altro. Mi senti metallico, allora magari adesso abbassiamo un pochino il volume. Sì. Albino, sensazione di questo stadio, tutto esaurito oggi, questa partita, la partita. La pelle d'oca per la partita, c'è stato un prologo poco edificante da parte dei tifosi del Foggia che hanno incendiato lo striscione dei 110 anni della Calcio Lecco che è stato messo da Paolo Valazzi, e anche quello delle linee linee Lecco che trasportano i giocatori, che fortunatamente non è stato dato le fiamme perché sono intervenuti i pompieri e l'hanno portato via. Ecco, poi tolto questo, la cornice è una cornice importante, il campo sempre in ottime condizioni, non chiedono i pronostici, non le voglio fare per scaramanzia, soltanto che lo dobbiamo giocare alla morte. Giocare alla morte, lo chiedo a te, poi lo chiedo anche qui agli ospiti in studio. Sceglie il 3-5-2 Foschi, Tordini non parte da titolare perché probabilmente lascerà un po' il pallino al Foggia per cercare poi di ripartire. Intanto splendida l'immagine della Rai col drone o con l'elicottero, non lo so, dall'alto, bellissimo Rigamonti Ceppi pieno, stupendo. Sì, bellissimo. Allora, sì, ho parlato con Tordini, poi sono entrato, io ero dietro alle 3:30 e mi ha detto guarda, forse giocherò nel secondo tempo, io ho detto, io ho pronosticato che farà gol. Dai, almeno questo pronostico ti sbilanci in questo, speriamo assolutamente. Intanto c'è la cerimonia della Lega Pro, lo vediamo anche con Rambaudi, ci sarà a breve penso forse una premiazione anche. Sì, il premio somma, sì. Adesso recuperiamo tutto, non ho qua gli appunti. Quindi Albino ti aspetto. Dimmi. Intanto vedo Rambaudi che sta commentando. Sì, no, lo vediamo anche noi, sì, ok, perfetto. Da qua, no, ti volevo dire, quindi un 3-5-2, un Lecco che probabilmente si affida a Foschi, ha delle certezze
lasciare forse un po' il pallino al Foggia all'inizio e provare a ripartire. Io prevedo i primi 10-15 minuti di rissa, che sarà messo sulla rissa da parte del Foggia. È meglio lasciarli giocare e ripartire in contropiede, perché in questa maniera li possiamo castigare. Assolutamente, vediamo insomma in mezzo al campo con il logo della Lega Pro e tutto, insomma anche i bambini, ci sarà una coreografia, dunque prima della partita manca qualche minuto. Ci raccontavi l'atmosfera, Albino, perché insomma è una partita attesa da troppo tempo. Guarda, per me è un salto all'indietro di 60 anni. Io mi ricordo questo stadio qui pieno per le partite, ero un ragazzino, venivo accompagnato da mio zio, che mi portava la partita tutte le domeniche che c'era il Lecco in casa, e posso assicurare che questa squadra e questa città meritano adesso questo nuovo salto. Assolutamente. Albino, non so se hai qualche altra curiosità lì dallo stadio, dalla tribuna. No, è venuto a salutarmi Domenico Fracchiolla, che è in tribuna, e proprio sotto la nostra postazione c'è il presidente di Illuno, il presidente. Ok, insomma, quindi vediamo un po' come va. Dai, questo primo tempo, Albino, ci ritroviamo, le squadre stanno entrando in campo adesso con la quaterna arbitrale. Ci sentiamo tra 45 minuti. D'accordo, grazie. Buona partita, forza Lecco, Albino. A voi. Ciao. Rientriamo in studio, giro subito la domanda anche a voi, mister, in chiave tattica, ne parlo con te. Insomma, io mi attendevo a Tordini, perché avrei voluto mettere subito pressione io al Foggia, perché questa è la mia. Il Foggia, non dimentichiamo, una squadra forte, l'abbiamo visto in secondo tempo, al netto degli episodi arbitrali, no, di cui si è parlato tutta la settimana. Invece Foschi preferisce giocarsi in maniera un po' più accorta. Sì, un po' quello che ti stavo dicendo prima, perché diciamo un po' frutto della partita dell'andata, dove comunque l'atteggiamento con Tordini poi alla fine non pagava, ha dovuto poi risistemarsi, e sapendo poi in più che il Foggia è obbligato comunque a vincere la partita, Foschi secondo me ha pensato subito di partire con la squadra, diciamo, già giusta per andare a fare, diciamo, la fase di non possesso in un modo ordinato, senza andare a stravolgere, che poi è un po' sempre stato il gioco del Lecco in casa, non abbiamo mai creato la situazione di andare a giocare con l'uomo tra le linee. L'abbiamo fatto, come dicevi tu bene, in trasferta, però oggi il risultato secondo me è troppo importante, e capisco Foschi, e ti dico la verità, è un atteggiamento che approvo, perché oggi dobbiamo essere bravi, soprattutto a non prendere gol. Fabio, anche tu, anche secondo te, insomma, un po' questa la... Sì, infatti stavo ascoltando adesso il mister, cioè, ha ragione, ha detto proprio le cose giuste. Sicuramente il mister adesso, mister Foschi, questa partita qua, partendo così, è un po' difensivo, perché comunque Tordini era uno che ti poteva inventare la giocata, è più uno da uno contro uno, quindi ci poteva stare, ma in casa, se guardiamo, il mister ha sempre messo questa formazione, quindi molto probabilmente vuole stare più difensivo, perché prendere gol oggi diventa dura, anche perché loro caratterialmente sono tosti e diventa una partita un po', allora secondo me preferisce tanto tenerla lì. Senza paura, naturalmente, come ci scrive qualche nostro amico da casa. Certo, è una partita difficile comunque, ragazzi, non bisogna credere di aver già fatto 180 minuti, bisogna stare assolutamente sul pezzo e riuscire a rimanere subito concentrati, isolarsi un pochino anche da tutto quello che è stato detto in settimana, no? Perché insomma se ne sono dette, scritte, create ad arte anche di più, per distogliere magari un po' anche l'attenzione, no? dal campo, ma bisogna stare concentrati perché è una partita tosta. Ciao Mazzo, ciao Beppe, ciao, vi sono vicino, ci scrive da casa Massimo. A Foggia diranno che l'arbitro di Ciampino è in conflitto di interessi con il disegnatore Ciampi, battuta per stemperare un po', ci sta. Ciao Stefano, dov'è il telecronista con la barba? Marco, arriva, lo stiamo aspettando, no? Ci sarà, perché... a prendere le forbici. Sì, le forbici sono qua, non diciamo niente scaramanticamente, poi no, vedremo alla fine. Intanto la concentrazione dei giocatori blucelesti sui loro volti, la Rai continua con queste immagini bellissime del Rigamonti Ceppi dall'alto, veramente col drone, favoloso, il nostro stadio dall'alto, alla faccia di chi insomma ha insultato pure lo stadio in questi giorni,
Vabbè, niente. Walter, salutiamo. Mario, che saluta Cardigno. Luisella e Alessandro, sempre puntuale. Ma è scaramanzia. Ste arriva sempre allo stesso orario. Poi oggi sono anche le strade chiuse, quindi probabilmente ad arrivare muovendosi poi a quest'ora trovi anche un po' di casino. Però insomma partiamo, lui ci raggiunge. Siamo qua, i tifosi blucelesti inquadrati nelle immagini. Melgrati, se ce n'è uno che dobbiamo dire in questi playoff, Ecco. Melgrati, perché ha tenuto in piedi la baracca. Tutti hanno giocato benissimo, potremmo citare insomma da Zeliak, che è stato un baluardo dietro, Bianconi che ha fatto benissimo, Buso decisivo, lo stesso Tordini quando è entrato, Zuccon, partite Lepore, spaziali, no. Lepore a Foggia, man of the match. Però Melgrati ha tenuto in piedi la baracca nei momenti difficili, questo non va mai ricordato, perché comunque l'Ecco ha anche sofferto. Intanto vengono inquadrati anche i tifosi del Foggia in curva sud, piena naturalmente, 830 italiani venduti ai tifosi del Foggia nel settore ospiti. Non ho neanche letto la tua domanda, Beppe, ti ho risposto. Quanti foggiani? 830 sicuramente, quelli allo stadio, sicuramente fuori c'è anche qualcuno, perché in tanti sono arrivati, non lo sappiamo, Non però sembra il neanche numero pieno esatto. lo stadio, no? Più che Sembra altro che ci i sono- distinti, però sai cosa, i distinti non siamo più abituati a vederli comunque così pieni, così. perché sì. Comunque no, il dato parla di 4.995 posti, che è la capienza massima, secondo me anche qualcuno in più probabilmente, però non so. Vediamo un po'. Tutto pronto per iniziare questa partita? E allora dai, vediamola. Tutto in 90 minuti, in questi 90 minuti, il futuro, il presente e il futuro dell'Ecco, così come naturalmente dei nostri avversari. In panchina abbiamo detto Battistini recupera e va in campo, ed è sicuramente, Fabio, molto Sì, molto importante, perché Molto importante Battistini, anche perché è un bel giocatore. Iniziata È un adesso, bel giocatore, che anche l'anno prossimo sono quei giocatori che devi cercare di tenere. Sai, quando si dice che devi tenere un po' l'ossatura dura dell'anno precedente, secondo me è uno di quelli che devi tenere. assolutamente. Tra l'altro oggi rientrano anche dalla squalifica, rientra Capitan Giudici, forse i due giocatori di maggiore personalità, capitano e vice capitano. Il giudice Battistini, questo sicuramente in campo si può fare sentire. Iniziata la partita con il Lecco che batte la rimessa laterale, Foggia subito riconquista la palla, Frigerio, giocatore brianzolo, viene anticipato, poi ci prova Di Noia, colpo di testa di Bianconi a spazzare ancora Ogunseye, finisce a terra, calcio di punizione per il Foggia sull'attacco di Battistini. Ogunseye da tenere molto molto in considerazione, perché nella ripresa a Foggia Sì. nell'area ha fatto un po' quello che voleva. Sì, sì. Ma sarà anche molto arrabbiato, mi sa, Sì. da quello che... Beh, allora sicuramente non voglio tornare sugli episodi. Gli episodi hanno girato contro il Foggia, questo è evidente, perché abbiamo detto noi il rigore, a noi, secondo noi non c'era, il gol non si è capito benissimo, perché ci saremmo arrabbiati. Precedenti, No, è capitato a noi con Cesare Pordenone, anche di peggio forse, sì, però accettare. il rigore è chiaro che se te lo annullano così ti arrabbi. Calcio di punizione di Peralta, col mancino la butta dentro, attenzione, c'è colpo di testa, Melgrati assolutamente senza problemi. Intanto non siamo abituati a vedere la Sud così piena, colorata, rumorosa. Tanti anni che non la vedevamo assolutamente. L'Ecco che ora gira palla in orizzontale, Lepore viene incontro bene, Zuccon, falciato, calcio di punizione. qui è... Si lamentano in tribuna, fallaccio di Noia o di Leo, non ho visto. Di Noia. Di noia. Insomma, Sì, ci poteva stare il giallo qua, che al primo minuto. Forse al primo minuto evita il direttore di gara Davide Di Marco di Ciampino per non incendiare subito gli animi, anche se qui insomma fallo c'era assolutamente. Curva nord che canta a colpo d'occhio, bellissimo, giornata calda sicuramente per giocare, però insomma non dovrebbero esserci problemi, e vogliono un calcio d'angolo che non c'è ai giocatori dell'Ecco, quindi anche la nord però sono veramente assiepati. Ragazzi, che bello. Che bello Riga Monticeppi oggi, mamma mia, per questa finale dei playoff. 2 minuti di tensione, 2 minuti squadre che provano, qualche errore come adesso, Giudici che scivola sul passaggio di Girelli, poi il colpo di tacco a servire, ancora l'inserimento del capitano, ma c'è Leo che spazza, poi una serie di batti e ribatti, attenzione perché Buso si gioca, Buso centro, va dentro Pinzauti, Buso va fino in fondo, la mette dentro Pinzauti, anticipato, calcio d'angolo per il Lecco, calcio d'angolo per il Lecco, prima vera transizione offensiva della squadra bluceleste. Qui si è visto come possiamo metterli in difficoltà anche nel fraseggio,
Sì, stretto. loro dietro C'è fuori gioco di Buso forse, sì, però. loro dietro qualcosina, No, c'è fuori gioco di Buso, è stato segnalato. qualcosina hanno sempre concesso, sia in campionato che nei playoff hanno sempre preso comunque parecchi gol. Noi non ne facciamo tanti in casa, soprattutto siamo sempre abbastanza misurati. Attenzione in area, il gol del Foggia, il gol del Foggia con Leo? No, Bjarkason. Ci siamo distratti un attimo, arriva il vantaggio del Foggia. Niente, 5 minuti, Lecco sotto. Vabbè, anche l'andata. È andata così l'andata. Rimette tutto in parità in questo momento Bjarkason, allora rivediamo il lancio lungo, tutto regolare, difesa uccellata e poi una serie... allora, bravo, fortunato nel primo controllo, bravo nel secondo tra Battistini e Seliak, fa una gran giocata Bjarkason. Tra Giudici qua bravo. e Seliak. Tra Giudici e Seliak, scusa. E niente, 1-0. Sì, no, siamo andati in due e non l'ha presa nessuno. E poi lì è un lancio da 50 metri. È un gol che non devi prendere così a difesa schierata. C'era, oltre il terzo c'era anche il quinto, perciò non puoi, questa è una palla da andare a attaccare di testa, non deve neanche entrare in aria. Il vantaggio del Foggia è quello che, vabbè, Quello che forse proprio... quello che dicevo un po' io, lasciare però l'iniziativa al Foggia così, sì, è vero che qua è un lancio lungo, sulla non è che punta, dici, stanno esterno che taglia, però, vabbè, niente, adesso cambia già tutta la partita. Sì. Sì, 0-0. Esultano i tifosi del Foggia in curva sud, è andato poi a esultare naturalmente sotto lo spicchio tifosi ospiti Bjarkason. Niente, 1-0 per il Foggia, tutto da rifare, dai ragazzi, allora lo stadio adesso si deve far sentire per dare il proprio supporto sempre di più alla squadra di Foschi. Rimessa laterale per il Lecco in zona offensiva, battuta, Buso prova a girarsi, anticipato da Contek, poi colpo di testa di Zuccon, si fa vedere Giudici, colpo di testa maldestro, Pinzauti prova ad andarci, però c'è in netto vantaggio dal Masso, che fa sua la sfera. Non ci voleva. No, non ci voleva, no. Anche perché giocando in casa adesso bisogna vedere se non... Più che altro è già andato a Ramengo il vantaggio dell'andata Sì, in questo momento, quindi niente, 0-0, si riparte dallo 0-0. 2-2, ma è come se fosse 0-0, no? In quel senso. Calcio di punizione per il Lecco, Lepore deve scrollarsi subito un po' di Lecco di polvere che può essere arrivata dopo questo, a livello mentale, dopo questo gol del Foggia. Girelli di testa, poi allontana il Foggia, Gunseglie prova a far partire per alta, va a chiuderlo Galli molto bene, si soffre con il Foggia che ora attacca. La rimessa laterale affidata a Garattoni. Vengo a cercare Gunseglie, colpo di testa, vediamo se Lepore ce la fa. No, a evitare l'out. Tutti un po' mutoliti, mi sa. Sì. No, è che è come l'hai preso, no? L'hai preso poi con i due giocatori, diciamo, i più esperti, no? Seliak e Giudici. Rimessa laterale battuta in cuore dell'area, Gunseglie staccato, attenzione, Leo non la prende, Rizzo, dentro ancora il pallone, riusciamo a uscire? Sì. Pinzauti però non può arrivare sul pallone, la controlla di testa Contek che mette, no, la salvano dalla rimessa laterale, poi riconquista palla Buso, prova a ripartire, Giudici, scambia con Buso, Buso accende la moto, accendi la moto Nicolò, vai! Le salta, falciato secco, calcio di punizione. Come non c'è calcio di punizione? Ma come fa a non esserci calcio di punizione? Attenzione al contropiede del Foggia, prova a chiudere Galli, se ne vanno a sinistra. Però la Rai se ci tira via l'immagine, rimessa laterale. Sarebbe da rivedere. Sì, era fallo netto su Buso che aveva saltato secco l'avversario. Sbagliano però loro un passaggio banale in orizzontale, prova a ripartire forte Zuccon a sinistra, allarga per Pinzauti, ci sono 3 difensori però del Foggia, Pinzauti si allarga sulla sinistra, arriva Lepore di prima intenzione, la rimette dentro, troppo lungo però per Girelli, vediamo se arriva qualcuno a rimorchio. Sì, Galli può tenere viva l'azione del Lecco, Giudici a destra, Giudici dentro il pallone ribattuto, rimaniamo in possesso palla, Zuccon di testa, un po' la cieca.
con un po' di così, forse un po' poca tranquillità in questo momento, non riusciamo a rifinire l'azione. C'è rimessa laterale però sempre in zona offensiva per il Lecco all'8º, 1-0 Foggia. Ci prendiamo un piccolo break. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. Allora rientriamo in studio, arrivano i rinforzi, ecco qua lo Stea, adesso la ribaltiamo allora, attenzione all'Epore. No, stavo sentendo l'Ultras del Foggia della Rai che fa la radiocronaca. Sì, noi da qua non lo sentiamo. Un po' lanciava i cori dello studio della Rai. Da qua non lo sentiamo. Meno male. No, io raccontavo di là che ho fatto un giretto sul Barbo per rinfrescarmi un attimo il cervello, perché stavo andando in fusione e si sentiva alle 4, si sentiva tutto il casino che c'era intorno allo stadio già alle 4. No, peccato prima perché Zeljak si è fatto un po' fregare. Sì, lì non puoi prendere quel gol lì. Che c'era il quinto che lo copriva. Però lì è una palla che va attaccata, non devi farla neanche cadere, è una palla che va... Sì, diciamo che il Lecco poi dopo ha subito... Primo controllo fortunato, poi bravo sicuramente Bjarkason, però ha subito un po' il colpo psicologico, dici? No, beh, il Lecco ha ripreso, anzi ha fatto quell'azione con Buso che perché stava per entrare è stato falciato senza neanche fallo. Ma lì infatti c'era sicuramente fallo. E giallo. E probabilmente anche giallo, non c'era neanche dimostrata poi la Rai, quindi non abbiamo potuto apprezzare eventualmente. A pensare, come si dice, a pensare male, però io secondo me oggi non ne avremo una mezza, un quarto, un decimo. Tu pensi a una sorta di compensazione del match di andata o per tutte le polemiche? Ma di più. Cioè, secondo me oggi... A dire la verità, noi siamo rimasti sorpresi del match di andata, perché di solito guardi Cesena Pordenone, ma infatti non ce n'è mai girata. All'andata praticamente è stato tutto, diciamo, episodi dubbi, ma non... che dici è sicuramente rigore o è sicuramente da annullare il gol. Allora ti dico, secondo me il rigore onestamente io l'ho detto no, che non ci sta. Cioè, se te lo danno contro, chiunque dice no, ma dai, ma che rigore è? Cioè, il gol l'abbiamo detto in diretta, non l'abbiamo capito benissimo. Allora è stato come non mi ricordo se era stato se fosse ancora Zeljak che aveva fatto o fosse Zambataro quando gli è andato il rigore contro col Pordenone era stato. Non esisteva il rigore, ma era stato poco furbo a lasciare rimbalzare la palla e a fare quell'intervento. E lì uguale, Ogunsegui è stato poco furbo perché ha messo le mani davanti con Zeljak lì. Zeljak intelligente, ha fatto un po' la mossa e lì, ma poi io dico anche tutto il casino che è successo, ma il VAR era di Bari. Cioè, andiamo a parlarne. I foggiani si sono lamentati che a Bari... Attenzione, palla dentro, Melgrati... Che botta! Non era fuori gioco? Non lo so, però che bravo è stato qua. Che è Schenetti che tira di destro da posizione difficilissima e Melgrati la para bene. Anche per l'inserimento. Al limite Bianconi. Taglia bene, sì. Cavoli, andava sotto la traversa. Lo teneva Bianconi in gioco. Bianconi che non vorrei che adesso, tornando esterno, magari ha perso un attimino i meccanismi perché dopo 2 partite centrali. Però difesa ancora una volta perforata sul filo del fuorigioco. Bjarkason, punto di battuta, alta, secondo palo, direttamente fuori. Non sta funzionando benissimo, mister. Alcuni automatismi un po' lenti forse in difesa. Ma questo è stato, se dobbiamo guardare, è stato un bel movimento loro. Sì, Schenetti bravissimo. Sul gol ti dico sì, hai ragione, perché lì potevamo far meglio. Su questa situazione bisogna anche dare merito. Sì. E qui abbiamo un attaccante che te lo può confermare, sono stati bravi loro, poi alla fine bisogna dire quello che è giusto. No, è vero mister, cioè sono stati bravi loro in questa azione qua. Certo, sembra vedere un attimino che la difesa è un po' impaurita, un po', se lì
Cioè, però quell'azione lì bravi loro, No, Foggia che sta dimostrando, insomma, è entrato in campo sia con voglia e con qualità, la sta mettendo in campo. Dobbiamo stare, insomma, far passare un pochino anche questi minuti, perché forse l'avvio di partita poteva essere un po' pericoloso. Sì, io avevo paura anche perché non c'è Tordini, quindi avevamo detto, rispetto alla partita di andata, ti sei tornato al 3-5-2, quindi sei un po' schiacciato, se vogliamo. No? Perché io non ero d'accordo. Neanch'io, perché Tordini comunque, anche non facendo molto, ma tiene occupato uno dei loro centrali di centrocampo, e noi andavamo sempre, nelle 2 partite che abbiamo giocato, o 3 adesso non mi ricordo, con lui, eravamo sempre in vantaggio a centrocampo, perché portavi via un uomo del centrocampo loro, a prescindere poi che facesse qualcosa. E poi comunque quando aveva palla tra i piedi è riuscito a mettere qualcosa. Foggia, attenzione, sale dalla destra, palla dentro, è Battistini che mette in calcio d'angolo. E io nella mia testa dicevi la prima domanda, pensavo, se riuscissimo, vabbè ormai è andata, se riuscissimo a passare via la prima mezz'ora, il primo tempo 0-0, passi l'ondata, e poi altra cosa nella mia testa, mi ricordo che con Fabio ne aveva ragionato su dove fosse meglio attaccare, perché comunque adesso stai difendendo la porta sotto la loro, nel secondo tempo difenderemo la nostra, però ormai siamo già sotto, quindi decade un po' il discorso. Però forse difendere la nostra nel secondo tempo è meglio. Attenzione Girelli, Lepore prima di tutti, in angolo dalla parte opposta. Continua ad attaccare il Foggia, rimane avanti. È la seconda volta che fanno la stessa cosa. Che sul pallo lungo. Sul pallo lungo, guarda, ma si vede, guarda. Sì, Leo fa... E attaccano bene, poi Girelli bravo però questa volta. Questa è una palla che il portiere può uscire. Però sappiamo che Melgrati non ce l'ha, cioè ha grandissimo, fortissimo, la porta che uscire. Forse il miglior portiere del campionato di Serie C quest'anno, però le uscite gli manca un po' che lui esce. Gli manca quel passo in più a Melgrati, cioè lui non fa mai quel passo fuori, sta sempre lì, poi per carità un po', ragazzi. L'arbitro che va a parlare, Frigerio Girelli, le coppie, Gunsei e Bianconi. Di Marco porta molto probabilmente il più forte del campionato. Sì, Di Marco non almeno quest'anno a vedere. Ha fatto una gran stagione. Angolo, quanto siamo ormai? Già 5-6 angoli. Fuori, c'è fallo? Sì, c'è fallo, gioco fermo. Comunque le 2 curve, no, non c'è fallo, c'è rimessa laterale, allora attenzione rimane. Trascinato a terra. Le 2 curve impressionanti oggi del Riga Monticelli, cioè nel senso proprio partita di tanti anni fa, sembra, Beh, quando loro erano venuti qui in C1 avevano riempito loro il Benevento. No, dico anche la nostra oggi è piena zeppa rasa. Infatti, Biarcason gioca a sinistra. Secondo me qualcuno che ha la biglietta di distinte in curva oggi. Io dico. Ci sono tanti posti liberi. Ma secondo me qualcuno è distinto il nord. Cioè, li vedo ultra compressi in nord. Poi non vorrei che... Attenzione, seguiamo l'azione qua, poi ci prendiamo un break. Va sul fondo, Zeliak, Girelli, via, bravo. Pazzone, ci prendiamo un break. Siete pronti per il cambio di stagione? Con Lava Più potete lavare i vostri piumoni con meno di 10 euro. E se non potete venire voi, ci pensiamo noi a tutto. Con la nostra tecnologia miele risparmierai tempo, rispettando l'ambiente grazie ai minimi consumi d'acqua e alla riduzione degli sprechi di detergenti. La nostra igiene è garantita da 3 diversi detergenti, al sanificante e all'ammorbidente, tutti rigorosamente miele. Prenditi cura dei tuoi tessuti con Lava Più. Vieni a trovarci in Viale Montegrappa 10C a Lecco, oppure prenota il servizio di ritiro e consegna a domicilio al numero 351 7209 658 o sulla nostra pagina Facebook Lava Più Lecco. Lava Più, I love Piumone. Stavamo parlando un po' delle varie opzioni tattiche. Poi per carità, Foschi c'è sempre, non dico zittito poi alla fine. No, quasi. Quindi ha sempre avuto ragione lui, per carità. Rino Foschi, come dice il Corriere dello Sport. Rino Foschi? Sì, Rino Foschi. Ex direttore sportivo del Palermo, no? Sì. Vabbè, ma chi il Corriere dello Sport non è imbroccata mezza settimana, ragazzi. Cioè, adesso va bene tutto, però non è che voglia parlare male dei colli, però buon Flavio Nogara scambiato per... Domanda, Kevin Bonacina starà guardando... Cross dentro, scorre, fuori. La butto un po' in ironia, ma si è parlato tanto di sto Kevin Bonacina a stare guardando la partita. Kevin Bonacina è uno di quelli che ha preso 3 abbonamenti, perché lui è abbonato al Lecco. Esatto. Vabbè, niente, poi
Stemperiamo un po' la tensione, ragazzi, perché qua è dura. No, dai, trattare così no, la designazione sicuramente io lo dico, non ho problemi, abbiamo detto anche con Matteo, è inopportuna, l'avevamo detto anche prima, ti metteva davanti al plotone. Ma sì, ma bisogna avere veramente di Ciampino, di prosciutto, gli potrai dire dopo che è stato pagato, venduto, quant'altro. Però sai, la famiglia non lo va a toccare, i parenti, gli amici o gli omonimi non li va a toccare, perché è di Ciampino. Questo povero ragazzo per una partita è... No, ma allora tutto questo comunque attenzione al Foggia ancora. Sempre Bjarkason ribattuto in qualche maniera, Bjarkason sì. O Garattoni. Rimangono davanti perché i foggiani. Garattoni all'andata aveva giocato a sinistra. Non c'era Bjarkason se non sbaglio. Era entrato Garattoni per Bjarkason. Sì, aveva giocato Bjarkason ed era diventato poi Peterman, Garattoni. Forse c'era. No, Peterman è entrato dopo. Dici? Chi c'era, scusa? All'andata aveva giocato Bjarkason a destra e Schenetti laterale e poi è entrato Bianconi. Sì, aveva giocato Schenetti esterno, se non sbaglio. Perdiamo palla ancora, brutta cosa. No, esterno aveva giocato Costa. Ah no, Costa, bravo. Bianconi si fa superare. No, ma è gioco fermo. Fermo. Sì, c'era Costa, scusa, mi sono dimenticato che è squalificato. C'erano Bjarkason e Costa sugli esterni. Sì. Schenetti faceva la spalla a Gunseglie. Mano? Forse? No, forse ha fischiato fallo di mano di Peralta. Dobbiamo un pochino, facciamo fatica a costruire, per questo che io dico, cioè con Tordini avevamo, e con comunque un uomo tra le linee, avevamo dato fastidio, riuscivamo a giocare palla a terra, a cucire il centrocampo attacco, oggi non stai riuscendo. Diciamo che gli rompevi un po' le scatole, oggi sai, Zuccone e Tordini... Gli hai lasciato troppo iniziativa. Perché Zuccone e Girelli comunque vinculano tanto perché aiutano la squadra. Tordini invece, diciamo tra virgolette, anche un po' facendolo ignorri, non è che rientrasse, quindi stava là. Però stando là qualcuno deve stare lì. Il problema che dicevamo prima è che all'andata questo discorso qua di Tordini aveva creato un po' di difficoltà, per quello che molto probabilmente la scelta è stata fatta diversamente. Però sai, dici difficoltà, io è stato obbligato Tordini a fare un lavoro che non è... il primo tempo però non l'avevamo giocato malissimo. Ha giocato molto bene il primo tempo. O che si aspettava una partita molto maschia, adesso al ritorno ai Tordini. Oppure te lo vuoi giocare molto dopo. Di qualità, dice col caldo. Devo mettere tanto ci prendiamo comunque fare solo la fase difensiva, non lo spreco neanche. Magari col caldo lo tengo per dopo. Allora aspettiamo che scenda la temperatura, intanto noi ci prendiamo un break. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296. trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Allora rientriamo, noi intanto stiamo vedendo la panchina, chi nella ripresa potrà essere la carta in più del Lecco, perché in questo momento siamo un po' in difficoltà, onestamente non stiamo riuscendo a interpretare bene la partita. Allora adesso loro hanno un filo ridotto i giri, qui Zuccon guadagna una buona rimessa laterale, bisogna puntare su Zuccon o Girelli, tipo qua Zuccon sta giocando molto in inserimento per aiutare appunto Buso e Pinzarotti, proprio Zuccon, bello il cross, non arriva giù di C, c'è l'angolo, la rimessa laterale, vediamo, Zeliak la tiene, c'è vicino a lui Galli, preferisce bisogna tornare. Anche se cosa, tirare da fuori, oggi bisogna tirare da fuori, ragazzi, è l'ultima partita, o cominciamo a tirare da fuori. L'epore di tacco per Zuccon che però è troppo avanzato, Ogunseglie che lotta con Bianconi, poi Galli su Peralta esce vincitore, appoggia Di Noia che va verso Frigerio, esterno destro di Frigerio, poi la Peralta cerca la bandierina su di lui Bianconi, rientra sul sinistro, deviato, Zuccon, via. Ma poi soprattutto Bianconi è un duello un po' a rischio. Peralta Bianconi. Però come perché c'è un deficit.
E il problema però è che c'è Ogunseye, se no. Sì. Infatti Ogunseye è venuto qui subito a cercarlo. È venuto qui da Bianconi. Ma forse Battistini, lui ha scelto Foschi di recuperare Battistini anche perché per il discorso anche fisico. Ma no? io invece Cioè, avrei giocato, avrei tenuto però io tenevo però Bianconi centrale, perché comunque da esterno devi rincorrere, cioè, non so. Panchina del Lecco intanto inquadrata con qualcuno dei possibili entranti come vedevamo Bonino, Zambataro. Vedremo il proseguimento della partita. Adesso siamo nel 24esimo minuto, Foggia che manda a vuoto Frigerio. Tra l'altro all'andata si è parlato tanto di Bonacina, ma questo Frigerio Mariano, cioè che è di Mariano adesso scusate, ma non ha protestato quando gli hanno fatto il fallo da rigore sopra, quindi era anche lui è concentrato sul pallone, va sul pallone un po' scomposto, Lepore sicuramente con mestiere, no, ma Frigerio non ha protestato, senza fallo, ma con non ha protestato, si è lamentato solo della botta che prende perché gli cade addosso, gli frana addosso e non può scomparire. È rimasto giù. Poi lui deve fare quello il gioco del Foggia, della sua squadra. No, ma certo, ognuno fa il suo. No, ma era una battuta, nel senso, non ha protestato così tanto, essendo qua di Lecco. Ma quello è il classico fallo che se te lo fanno a te chiedi il rigore, è normale. Tanto si vede anche da fuori lo stadio, effetti coreografici. Sì. Possiamo mettere anche che Frigiero può darsi fatta Non so, allora, chiediamo dalla regia per quella palla lì. Sì, tanto siamo davanti, ma pensavo che ci prova. Brutta fase di partita, perché cos'è? Qui fallo, fuori gioco, fallo. probabilmente. Chiediamo alla regia se si sente lo stadio, sta facendo sentire? Beh, io quando ho parcheggiato qui in zona, perché non abbiamo l'audio, qui noi in zona stadio, si sentiva no, forte. dico, non vorrei che anche questo gol qua abbia un po' gelato. Beh, allora, conoscendo lo stadio di Lecco un po' lo conosciamo. La curva sicuramente non si è fermata. No, la curva no, magari il resto dello stadio probabilmente si è un po' freddato, sì, perché comunque non come si dice, distinti, tribuna, poi oggi senza offesa, ma oggi è pieno di occasionali. Beh, che la sentono meno sicuramente. Se la media è 1.500 ne hai 5.000, togli gli 800 da Foggia, è chiaro che occasioni ci sono. Quindi un po' meno di, come posso dire, di tecnica da tifo ce l'hanno, nel senso, un po' più abituato da casa, non so. Attenzione però. Attenzione a Bjarkason, che batte questa punizione sull'out. Siamo all'altezza del lato corto dell'area di rigore, sull'out mancino. Uomini tutti sul dischetto dell'area di rigore. Frigerio, siamo nella nostra... Va a vuoto. Melgrati a vuoto e dietro di lui credo Bianconi. Bianconi forse che la spazza di testa. Primo errore forse del campionato in area piccola di Frigerio. Qui Frigerio, scusa, non ho capito. Di Melgrati. Sì, Melgrati, Frigerio, Bonacina, tutti i cognomi nostri. Sì, sono tutti no. Ci vediamo un piccolo break, intanto gioco fermo. Qua. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Chi loro? Eh sì, metà partita, metà primo tempo, 26 minuti e 53 secondi. No, perché anche loro, sinceramente, adesso mettendosi nella testa di come noi nelle altre partite, no? Non conviene neanche forse spingere troppo adesso, perché poi c'è tutto un secondo tempo. E magari supplementari, dici. Invece magari vuoi provare... Oddio, adesso ci provano in area dalla sinistra, proprio Bjarkason, sempre lui. Ogunseye alto! Mamma mia, che occasione per il Foggia, ragazzi. Vediamo se chiedono rigore. No. Perché di là sta facendo fatica. Ma Ogunseye ci ha dato rogne per tutta la partita l'andata qui e qui. L'avrebbe annullato? Perché ha spinto Battistini, Guarda. Sì.
Sì, è vero. Era da annullare anche Non ci questo. ho fatto caso prima. Però Neanche io. Sinceramente, cioè... E questo è... Poi avrei voluto vedere, No, guarda. più che la domanda non è l'avrebbe annullato, la domanda è sarebbero andati a rivederlo al VAR? Per questa secondo me oggi la domanda. No, ma soprattutto sotto la loro curva l'avrebbero annullato. Però dobbiamo avere un po' più di coraggio. Però così non lo vedo come fallo io. Così Ragazzi, io ci vedo troppo tese, troppo è da VAR, contratti. È come se va in protezione. E però bravo il difensore. E però ha messo è come all'andata, ha proprio cioè solo così, ma che il difensore va a cadere in avanti è da VAR, non è da campo quel fallo lì. Cioè, al VAR lo vedi, lo fischi. Ok. Da campo chi l'ha visto? È uguale all'andata col fallo. Bisogna scuotersi un pochino, c'è bisogno di una scossa. Questa squadra oggi un po' contratta dopo il gol. Di un tiro, è una partita, una delle nostre trasferte. Questa è una nostra trasferta di campionato. Ma infatti nei playoff si è invertita. Noi abbiamo giocato bene in trasferta, male in casa, ragazzi. Questa qui è proprio Però stiamo una partita proprio gestita da fase difensiva e ripartita. Stiamo facendo fatica a dialogare. Stiamo cercando di fare quello. Ma io temevo proprio, io purtroppo temevo esattamente questo tipo di partita quando ne abbiamo parlato pre-partita, che vi ho detto sorpreso da non vedere un assetto con Tordini comunque. Poi può darsi il primo lancio lungo, però loro dietro guarda, vedi queste robe qua, lo so, però Nicolino vedi, entra, passa Nicolino, non riesce sul terzo, non riesce a calciare. Che azione di Buso in mezzo a due uomini, in mezzo a due uomini è passato, si è infilato in area, e quando stava per tirare è arrivato il numero 3 Rizzo. Trame, non trame, così può fare gol, se no su calci da fermo. Però Buso dietro non sono dei fulmini. No, dietro non sono irreprensibili. Buso può fare male in questa maniera. L'ho fatto anche all'andata e sbaglia Domingo Joaquin dal Masso. Ancora la palla in area, non c'è nulla, Zuccon, non c'è niente. Zuccon in conclusione alta sopra la traversa, fallo per noi. Chiede il rigore lì, No, lì loro ha detto niente, ma perché loro chiedevano il fallo su Bianconi. Bianconi si fa male, mi sa, ragazzi. Calciare no, una caviglia, chiede una botta su Bianconi, una botta sulla caviglia. Chi c'è a terra lì, scusa? E poi il fallo su Zuccon. A me va a rivedere, va a rivedere il VAR del rigore, perché è come se ha calciato e ha preso. Ma sai che loro hanno chiamato loro il fallo? Infatti, vediamo. Guarda, bisogna vedere qua. Rigore netto, rigore netto. Ha calciato il piede di Bianconi. Su Bianconi, questo non può non essere rigore. Ha calciato il piede di Bianconi. Questo non può non essere rigore. No, infatti lo va a rivedere. Non si vede bene. Però la palla è andata. Fa niente, l'ha preso netto. Se no non prende la palla. Non prende la palla? Secondo me la prende insieme a Bianconi. Perché comunque, secondo me la prende tipo di tibia e il piede insieme, però. Perché la palla va via troppo dritta, però stanno guardando? No, secondo me non guardano niente, ragazzi, ve lo dico. No. Ma dai, non puoi non guardarlo. Ma oggi il VAR è tabù, ve lo dico da adesso, perché secondo me. Ma poi perché i giocatori dell'Ecco tipo Bianconi non sanno che si sono lamentati? Non vorrei che veramente. No, lo sta guardando. In panchina lo stanno guardando sul telefonino Ilari lo faceva vedere Stanga. No, lo sta guardando, sì. Ma questo è da rivederlo lui, però, non può decidere il VAR. Lo va a rivedere, secondo me. Lo va a rivedere. Sì. Dai, via! Bella inquadratura perfetta della schiena. E lo vanno a rivedere, direi, da Ilari e panchina blu celeste che esulta. Beh, insomma, non c'è secondo me c'è il drone qua. Tra l'altro, ironia della sorte del tennis, l'occhio di falco del tennis. Ironia della sorte, Ogunseglia, a cui era stato annullato, cioè va a fare il fallo da rigore lui. Perché aspetta, Foschi che chiede fallo e dice di sì, e gli dicono di sì. Foschi ha chiesto è fallo. Dai, sì. È netto. E allora questo direi che non si può mai nella vita non dare questo. La prende Bianconi. Questo è un netto da rigore su cui non c'è dubbio. Sì, allora lui prende da dietro. Prende da dietro, la palla è andata via, lui no, questo è rigore netto. Netto. Se non lo dà. Perché il piede di Gonzaghi si ferma prima della palla, quindi non può averlo calciato lui. Certo che responsabilità è sul direttore di gara che va veramente a dare. Sta pensando. Rigore per il Lecco! Calcio di rigore per il Lecco! Calcio di rigore per il Lecco!
Lepore. Fallo che era parso netto di Ogunseye. Lepore. Ogunseye che fa il segno, fa brutti segni l'arbitro Ogunseye, che già all'andata nel post partita ha rischiato. Lepore sul dischetto. Sto ragazzo, vai Franchino. Fabio. Vai Mamma mia, per fortuna c'è la nostra, c'è la curva nord. C'è la curva, allora sì, la curva nord della regia, la regia perché è a nord, quindi lì la porta diventa Franco Lepore sul dischetto, ragazzi, per riportare in parità questa partita e avanti il Lecco nella sfida. Anche 3 lì. Al 33. 34. Sì, siamo nel 34esimo minuto. 1-1! Calma. Lepore continua a firmare, a mettere la sua firma in calce a questa doppia sfida di finale. Con un assist e 2 gol. E non guardi niente. Glaciale perché va sul palo lungo, si tuffa dal masso, ma non ci può arrivare. Angolatissimo. Perfetto, no Fabio? Sì, cioè, no, perfetto. Non c'è arrivato col destro. mai. Ce la meritiamo troppo, ragazzi, ce la meritiamo troppo. Intuito bene, Ci prendiamo un piccolo break 1-1. Se è un po' più lenta la prendi. Per vivere un'esperienza indimenticabile, Per voi c'è Mamaioa Bistro. venite ad assaporare la freschezza e la qualità che solo il pesce di Mama Ioa potrà darvi. Piccolo ma accogliente e moderno con personale cortese e professionale, da Mamaioa Bistro gustate in tranquillità aromi semplici e ricercati della pesca giornaliera, iniziando dall'antipasto fino al dessert. E durante la bella stagione pranzate, cenate e ammirate la bellezza del lago da Piazza Cermenati. Mamaioa Bistro, Vicolo del Torchio 1, Piazza Cervenati, Lecco. Per info e prenotazioni 0341 32 16 88 o al sito www.mamaioa.it. Adesso ci dà sicuramente morale, perché la squadra adesso può tornare a interpretare lo. Siamo, perché volevo dire. Siamo in onda, possiamo smettere con le parole. No. No, e abbiamo appena, cioè loro sono calati leggermente, noi non abbiamo fatto niente di trascendentale, però l'occasione di Buso, subito, l'occasione anche del fallo su Buso, cioè il fallo su Buso prima, poi l'occasione di Buso adesso su cui è intervenuto, e poi è da lì poi che è nato tutto con l'angolo, forse comunque, e comunque nel periodo in cui loro sono un po' calati, noi subito gli abbiamo pareggiato. Credo che sì, diciamo che non è che sta facendo benissimo. No, oggi no, però sai, almeno loro hanno vedi. spinto tanto un quarto d'ora, hanno fatto 1-0, appena si sono tirati indietro noi li abbiamo pareggiati. E sai, cioè sì, ma va. Cioè adesso forse è anche il momento migliore per fare il pareggio. Io ti dico, adesso veramente devi riuscire veramente nel momento. Con tutto quello che hai riuscire a non farli segnare. Era l'episodio di cui avevi bisogno. Dai, apri bene Zuccon sull'apertura di Buso. Poi la palla dentro Pinzauti, non esce dal mazzo la palla dentro. No, nessuno c'era. Non c'era Lepore e Leo salva su Girelli che stava arrivando a rimorchio. No, non è Leo, è Rizzo. Merli Rizzo. Sì, no, l'incrocio di Merli Giudici Rizzo. Cioè, ma non era angolo. Mi sa fuori gioco. Fuori gioco? Fuori gioco? Sul lancio. Ma di Pinzauti? Sì. Beh, allora niente. Da lì. Però è già questa con l'occasione di Buso e il rigore è la seconda occasione. Loro Ogunseye di testa, la parata sopra di Melgrati. Sì, l'uscita a vuoto. Beh, l'uscita a vuoto, diciamo, è una cosa un po' così. E più, cioè alla fine stringi sul taccuino, sono gli angoli che pesano. Sta facendo tutto l'attaccante del Foggia, andato, ritorno. Sì, è grande protagonista, nel bene e nel male. Insomma, è l'episodio, sono d'accordo col mister, è l'episodio di cui avevamo bisogno per sbloccarla, per rimetterci anche un pochino a te, no, con la testa, la tranquillità sulla partita. Intanto c'è un fallo a centrocampo per il Foggia. Posso dire, però Degli Rossi, se vuoi giocare entri con la maglietta, perché sempre Degli Rossi giocava, ma è sempre dentro il campo. Sì, era un giocatore di Zeman, era un difensore. Ah, ma in che squadra ha giocato? Nel Foggia. Nel Foggia ha giocato? Non me lo ricordo, sai. I primi anni di Zeman. Cioè, me lo ricordo solo da allenatore, sì, ma mai da giocatore. Il primo anno di Zeman è stato il suo ultimo anno. Avevo letto quando si erano quel Foggia ce ne ricordiamo tanti, insomma, Manicone. Poi Leo dentro, Bianconi in anticipo. No, Spazzalungo.
A terra un altro giocatore del Foggia, Frigeri. Battistini forse, non Manconi. Frigeri si sta rotolando dall'andata. No, no, c'è stato fallo adesso probabilmente. No, però poi si è dato il vantaggio, mi sa. No, però ha preso palla piena, poi, Galli. anche qua. Sì, poi diciamo sì, poi nel chiudere l'intervento Frigeri è rimasto sotto però piede. non ha fischiato il fallo, quindi ci ha rimessa laterale. Frigeri è un altro come Buso, sempre molto a terra, no? Nel senso, per il tipo di gioco probabilmente che fa. Beh, no? è un bel giocatore. È un bel giocatore Frigeri. Un bel giocatore. Poi anche fisico. No, non lo diciamo perché è di queste... No, no ma anche, ma rispetto a per esempio Buso ha anche un po' più di fisico. Beh, è un ruolo diverso comunque lui, cioè, non so, mezzaio, centrocampo. Ci vediamo intanto che viene soccorso, insomma, con un po' di ghiaccio spray. Una pausa, poi continuiamo il discorso. Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparazionicorno.it. Allora rientriamo. Attenzione. Foggia in attacco. Bene Bianconi. Chiude Bianconi. Giudice un po' fuori dalla partita, stanno dicendo, no? Cioè, sì, abbiamo giocato molto sulla fascia di là e dove deve contenere Biarca, un po' più fatica. Abbiamo subito molto da sinistra. Rimessa laterale di Garattoni che poi riceve palla, c'è l'intercetto. Galli, bravo a non lasciare l'angolo, solo rimessa laterale. Siamo però dalle parti della bandierina. Frigerio scambia proprio con Garattoni, vicino a lui Leo, si torna dietro da Contec che appoggia dove c'è il compagno Rizzo, testa alta, apertura sulla destra. Garattoni appoggia per Frigerio, ancora Garattoni. Cercano lo spazio per il cross, finisce la sfera di Noia, la conclusione intercettata finisce a Garattoni, ancora Leo, il cross, lascia. Forse l'ha chiamata, sì, in tre. Se la sono chiamata una con l'altra. Il portiere tutta la vita deve gridare la palla. Beh, l'aveva chiamata magari. Sì. Dici? Sì, spero, perché lì se la rimetti in gioco è la palla che regali a loro. Ma che colpo d'occhio! La macchia rosso-nera, cioè si vede. Ma no, tutto blu celeste. Ma poi non ho capito perché sono tutti qui verso distinti, tra l'altro, loro del Foggia. C'è un po' di vuoto là in fondo. Distinti adesso si sono riempiti bene anche quelli, cioè anche distinti si Girelli, sono riempiti tutti, no? Forse magari qualcuno all'inizio era... Si è girato Girelli. Bella l'uscita adesso di Zeliak, l'appoggio Giudici che guadagna? No, non riesce. Occhio qua che riparte. Galli, bravo a temporeggiare, poi rientra un po' Lecco con Giudici. Bravo Luca, no! Sembrava essere andato sul pallone. I Giudici gli mancano un po' i giri giusti. Che la nostra fascia destra è dove diciamo. Allora, Claudio Sacchi che ci scrive: fallo che c'è. Sono a Marsalam e non la vedo. Siete la mia unica speranza, forza Lecco senza paura. Cross, calcio d'angolo, Foggia che chiude in attacco in questi ultimi minuti di primo tempo, sta provando a riportarsi 42 nella metacampo dell'Ecco costantemente. Più Amedeo, mamma mia che centaglia. Palla dalla sinistra, angolo, si allontana il compagno, palla dentro Melgrati di pugno, riesce ad allontanare sempre Foggia però sulla tre quarti, si torna dal mazzo. Sì, dietro. Salutiamo Luca. Dai! Soffio. Palla però verso Gunseie, Battistini regge l'urto, sulla seconda palla non arriva Galli. Peralta sbaglia lo stop, meno male. Si deve allargare, c'è Bianconi su di lui. Dietro Garattoni, cross, secondo palo, stacca Zeliak, poi i Giudici, allontana il più possibile, non vedo la palla dov'è, è già fuori? No, però c'è Pinzauti che combatte e la riconquista insieme a Girelli, no, il rimpallo gli favorisce, Ogunseye gestisce la palla, spalla la porta, l'allarga sulla sinistra. Bjargason cerca lo spazio, rientra sul destro, palla appoggiata dietro per il tentativo di Di Noia, dentro Lepore. Sembrava non arrivarci. Vediamo, rimessa laterale. Poi bravissimo invece. Una bella giocata. Prima
Beh, ma loro queste giocate da sinistra così in mezzo di prima intenzione ci stanno prendendo un pochino sempre in... Palla dentro l'area di rigore, Peralta, doppio sombrero, poi Battistini su Schenetti è riuscito a fare un anticipo vitale, poi Leo svetta ancora Battistini che siamo tutti dietro. Però devo dire che Battistini pian piano sta prendendo ritmo, ha iniziato un po' su Plus, adesso 2 interventi buoni, anche Lepore è entrato decisamente in partita, non che ce ne fosse bisogno. Attenzione, triangolo sulla destra che favorisce Frigerio, guarda la porta, lascia scorrere Giudici, palla che esce dalla parte opposta, c'è Bjarkason che appoggia a Rizzo, il cross, Zeljak svirgola in angolo. Qui il piede non educatissimo di Zeljak ci fa un po' preoccupare. È proprio Zeljak che sta facendo un po' fatica oggi, invece lì sulla destra meno preciso. Forse sai che Girelli anche negli interventi è sempre un po' decisivo su Gunsei comunque. Però Girelli forse lo aiutava un po' di più del Giudici di oggi. Angolo sempre dalla sinistra, quanti angoli hanno battuto? Palla che filtra, forse il fallo, bravissimo Zuccon. E si sono ostacolati 2 giocatori del Foggia. Che cosa ha fatto Zuccon? Meno male. Perché? Poteva calciare lì. Cosa ha fatto Zuccon? Si è messo tra palla e giocatore e non ha consentito la conclusione. Ora stiamo soffrendo un po', bisogna finire assolutamente il primo tempo. Manca un minuto. Sull'1-1, Ci sarà, nostra. Penso un minuto di recupero per il VAR. Sì, forse anche 2. Sì, poi 2. Perché c'è stato a terra qualche giocatore, Bianconi stesso. Ma cosa vuoi? Ma vai via, il giocatore del Foggia che va da Zuccon a farlo. Se cominciamo a 44 io inizierei a ammonire intanto, perché lo prende un brutto colpo. Ma poi perché devono spingerlo? Perché fuori dal campo almeno possono partire, invece lui va bene, non devi toccarlo. Sì. Galattoni è da ammonire qua. No, perché poi si esagera. Tanto Fausto ci manda le foto di Matteo che ci arrivano, i festeggiamenti. Perché poi il primo che ha spinto Zuccon è andato a tirarlo su, non era il capitano, era un altro. No, perché se fai la corrida come hanno fatto loro all'andata. Una corrida di Corrado. 4 di recupero? Come 4. Palla dentro, dal Masso. C'è la telecamera della Rai che sta ballando. C'è terremoto perché non ha preso bene la tribuna, non ha preso bene i 4 minuti secondo me, quindi magari sì, ma io posso 4 sono tanti perché comunque un po' sta fermo la tribuna, che un po' diciamo è, come posso dire, è nervosa, non segue molto la clima della partita, ma va sui nervi. Un intervento del genere, ma fatevi sentire una cosa del genere quella su Zuccon di prima. Cioè, perché dobbiamo sempre subire gli altri campi e noi faremo mai? Attenzione al Foggia. Attenzione qua, perché questo finale Foggia... Bello il triangolo sulla sinistra. Schenetti, poi si deve fermare Girelli, non gli dà un millimetro, quindi Schenetti gira palla. Troppo bassi. Garattoni, Lepore su di lui, non lo molla. Poi sbaglia, Garattoni. Galli tocca? No, però se Gli ha dato l'angolo. Sì. Però non ci siamo. Perché siamo rimasti immobili? Però ma anche vedi sul rinvio di Melgrati. Peralta dalla destra. Questa si poteva prendere palla, Peralta dalla destra. Fate la battuta, secondo palo, svetta Girelli. Zeljak, palla ancora del Foggia dalla sinistra, basso Zeljak, ancora lui. Poi non ho fatto in tempo a dire che oggi era un po' fuori partita, che subito mi torna sugli scudi. Chi, scusa? Zeljak, il mio Vedran. Bjarkason, siamo nel terzo minuto di recupero? No, nel secondo. Siamo. Giudici, ancora rimessa laterale. Si soffre in questo finale di primo tempo. Ma fatela sparire sta palla, perché... Ma porca racca. Bisogna dirvi tutto. Ma porco cane, ma tutto bisogna spiegare. Ma siete del mestiere. Occasionali, appunto. Che è Rizzo con i carabinieri che guardano bellamente la partita. Attenzione, palla dentro, Frigerio. Via Girelli, bravo. Girelli. Ogni volta però che arrivano queste, si è girato ancora queste palle in area, lo so, è il refrain un po' di tutta la stagione. A lungo abbiamo sofferto queste palle, no? Perché prendevamo i gol anche per metà stagione. Sì. Poi adesso siamo Pinzauti su Schenetti, bassi, ma loro vanno sulla destra per Alta.
Zuccon prova a fermarlo, Peralta va, arriva Lepore da manforte, la deviazione favorisce Garattoni, palla che filtra, c'è forse una strattonata su Battistini, non viene visto niente. Pinzauti su Foschi, torna fuori dal campo. Pinzauti in posizione, sta entrando Foschi, partita, stava giocando anche lui, Foschi era pronto a ripartire per un eventuale contropiede, sì, ma secondo me più che il quarto uomo è stata la telecamera della Rai che l'ho fatto spostare, non il quarto uomo. Sì. Peralta che sbaglia e va. Mi sa che c'è il fallo. Rimessa laterale, ma che fallo! No, ho visto le guardadine che aveva segnato. No, mi sembra. Neanche Peralta ha protestato. Rimessa laterale dentro, Gunseglia di testa, la spizzata, la battuta deviata, angolo. Adesso ci stanno un po' schiacciando, sembrava dentro. Sì, anche io. E ancora. Poi Delio Rossi, il refrain dell'andata, mano, vediamo. Vediamo. Noi accettiamo le decisioni del VAR, insomma. Tanto Girelli spinto a terra. Nervosismo nell'area del Lecco. Vabbè, se devi rivederla si rivede, che te devo probabilmente finirà qua, se lo farà recuperare ancora qualcosa. Quando fa così di solito sta guardando il VAR, sta sentendo il VAR. Ma cos'è che è un presunto fallo di mano? Sì. Oh Gesù. Chiedono deviazione di mano. No, nessuno che si danno, non mi sembrano. Però no, la fa rivedere la Rai, non so se hanno l'immagine. Vediamo. Ogunsegli che come al solito fa 30 falli in uno, tra sbracciate, smanicate. No, niente rigore. Non ce l'hanno neanche fatta vedere perché hanno deciso che si gioca, meglio così, via, non l'abbiamo visto. Attenzione, Biarcason, e no, c'è il recupero del recupero. Rimane in avanti il Foggia. Vai, esci. Palla dentro, come diceva il buon Pinzauti. Dai. No, finisce il primo tempo. Vabbè, finisce il primo tempo, va bene così ragazzi, 1-1. 1-1. L'arbitro, scusate, ma ha fatto... Allora, perché VAR e arbitro in 45 minuti hai da vedere un rigore e un potenziale fallo di mano in area, ma due, no, quello sotto l'area sotto loro, due sotto di loro, non semplicissimo per arbitro e VAR, però pressione c'è. Lamentatevi di sto arbitro oggi, vediamo, cioè da lamentarvi. Bellissimo, oggi queste immagini. Vedi, ero lì oggi, ero lì qui, eri lì e sentivo i tifosi. Bellissime queste immagini aeree dall'alto. Spettacolo. Infatti pensavo tra me e me e dicevo, ma se tanto c'è Franchino Lepore fra qualche anno forse riusciremo ad andare in B, no? Però quest'anno. Ma quando arriveranno il tifo, cioè sarà sempre sto casino, ecco. Sarei curioso. La B dell'anno prossimo. Sarei curioso un giorno di vederlo. Certo, anch'io. La B dell'anno prossimo siamo sicuri che giocheranno Sampdoria, Bari, Palermo. Episodio primo dei frame è l'occasione di Buso. Adesso faranno vedere il gol e poi su quell'angolo, sì. Mamma mia, ma c'è il polpaccio di Bianconi che fa crack. Si vede il polpaccio di Bianconi che fa un movimento innaturale. Vabbè, allora sentiamo se c'è Matteo Bonacina dallo stadio. Teo, ci sei? Eccoti. Scusami, Albino. Pardon. Sono rimasto a Foggia con la testa io. Albino, allora, primo tempo in cui è successo tanto e soprattutto anche due episodi che l'arbitro è dovuto andare a rivedere. Il rigore che è netto, perché ti assicuriamo che l'abbiamo rivisto, era rigore nettissimo, quindi al di là di qualsiasi discussione. E poi loro reclamavano, c'è stato un check del VAR, un fallo di mano, ma non si è neanche visto perché non ci ha fatto neanche rivedere a noi. Appunto, ma direi che allora, al di là di questi due episodi, che sono episodi praticamente diciamo così, da giudicare poi anche a posteriori, ma il primo tempo del Lecco è stato un primo tempo improntato al tentativo sbagliato, secondo me, di controllare la partita. Parlo almeno dei primi 10 minuti. Che è quello che dicevo all'inizio della partita, io senza Tordini temevo esattamente questo, senza quel tipo di atteggiamento, no? Certo, se tu metti Tordini comunque al posto di un Galli che per lavoro del cielo sta facendo quello che può, ma è abbastanza così, voglio dire, non in condizione, io direi che con Tordini tu riesci ad avere probabilmente una spinta sulla tre quarti molto migliore. La domanda è chissà se Foschi a questo punto se la sentirà di cambiare all'inizio della ripresa dopo aver, anche secondo perché me no. hanno speso molto, hanno speso più di noi. Sì, all'inizio loro
E adesso hanno speso molto, devono cercare di far gol perché se noi andiamo 3-2, dobbiamo metterla così, e dobbiamo assolutamente giocare di rimessa, cioè quando gli stoppiamo i palloni, li riprendiamo, dobbiamo buttarli subito a qualcuno che è in grado di sfruttarli. Chi meglio di Tordini? No, perché sì, non riusciamo a tenere palla bene davanti, cioè più che altro ad arrivare negli ultimi 20 metri per costruirci occasioni ad arrivare al tiro, quindi... Sì, è mancato anche un po' il gioco sulle fasce, perché voglio dire, qualcosa ha fatto giusto, ma sulla fascia sinistra, il nostro attacco non è che si è visto moltissimo, no, in termini di impostazione, qualcosa bisogna cambiare. Se questo risultato arrivasse così alla fine saremmo solo felici, No, assolutamente, però insomma il Foggia ha fatto vedere che insomma, è una squadra forte, bisogna stare certo, però è una squadra attenti alle palle in area, nei singoli è forte, sì, perché fisicamente nell'area di rigore può far male, l'abbiamo visto. Sì, no, certo, però ti dico, ha fatto il gol che ha fatto, l'ha fatto su un errore di marcatura. Certo, sì. Un po' a freddo, lì probabilmente ancora non era, però, no? Sì. A freddo o a caldo è stato un errore. Sì, errore di reparto. Di reparto proprio, cioè, ha messo il giocatore nella posizione migliore di poter far gol. Direi, allora, è vero, il Foggia è una squadra forte, però attenzione, stanno giocando in maniera molto veemente, hanno speso già moltissimo secondo me, e non so fino a che punto riusciranno a mantenere dei ritmi di questo tipo. Io fossi il mister, qualcosa cambierei pensando di fare il gol in contropiede. Assolutamente. Se adesso noi gli facciamo un altro gol in qualsiasi momento della partita in cui puoi ammazzare un po' la partita, ecco. No, ammazzi loro. Sì, a livello morale sicuramente una brutta botta, sarebbe inizio ripresa. Albino, in conclusione, ci racconti un attimo l'atmosfera poi dello stadio, come è stata anche nella seconda parte di partita, soprattutto dopo il gol del Lecco, cioè, immaginiamo. Allora, il stadio del Lecco dopo il gol è risultato come ai vecchissimi tempi, quando questa tribuna era di tubolari innocenti e di assi di legno, assi di legno che praticamente venivano battuti dai piedi, c'era un rumore infernale. Non so come mai si è sentito parte di questo rumore, fatto magari partendo sui settorini, è stato un urlo praticamente che io non ricordavo perlomeno da 40-50 anni. Ok, bellissimo, insomma, quindi essere anche lì in questa giornata. Grazie Albino, noi intanto rivediamo le immagini del primo tempo, ci sentiamo a fine partita, ovviamente non diciamo nulla, però... non diciamo nulla, ma c'è la croce dell'erba con il buon Dio che sta guardando verso di noi. Allora... speriamo che serva anche quello. A dopo Albino, buon secondo tempo. Servirà senz'altro, è l'unico. A dopo. Noi ci prendiamo, ragazzi, una pausa, rifiatiamo e poi torniamo qua a raccontarvi il secondo tempo di questo Lecco Foggia. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2 o 3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home, info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Da più di 70 anni ci prendiamo cura dei prodotti della tua azienda. Li stocchiamo a magazzino, li trasportiamo e li proteggiamo per te in tutto il centro-nord Italia. Li consegniamo nei tempi stabiliti e ti garantiamo la nostra efficienza con tutte le certificazioni e le autorizzazioni richieste dalla legge. Ogni automezzo dispone di impianti GPS per aumentare la sicurezza delle tue merci. I controlli vengono fatti periodicamente per offrire affidabilità e il miglior servizio possibile. Lo stoccaggio del materiale e logistica in un magazzino coperto completano il pacchetto dei servizi che possiamo offrire per soddisfare tutte le esigenze della tua azienda.
Autotrasporti Baggio Lorenzo, la nostra attività da più di 70 anni. Il tuo partner per ogni esigenza. www.leccocchannel.it. The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics, specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggione, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccocchannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Per sempre blucelesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Un lecchese nel Lecco. Gabriele Ratti, per tutti semplicemente Lele, è un pilastro della storia del club. Con i suoi 264 gettoni complessivi è tra i giocatori più presenti di sempre, l'unico ad aver fornito un contributo alla causa bluceleste in molteplici vesti. Oltre a quella da calciatore, è stato infatti a più riprese allenatore e preparatore atletico. Cresciuto nelle giovanili, la sua carriera sui campi comincia nel febbraio 1973, quando Nino Meregalli lo fa esordire a Taranto. Il terzino diventa titolare per 4 stagioni consecutive, fino alla storica annata 1976-77, nella quale la squadra bluceleste conquista la Coppa Italia Semiprofessionisti e il torneo anglo-italiano. Ratti passa alla Ternana in Serie B, dove rimane a lungo, raccogliendo nel frattempo 2 presenze in Serie A con il Como nel 1980-81. Del club umbro diventa bandiera assoluta e primatista con 312 partite disputate. Nel 1988, all'età di 33 anni, si consuma il grande ritorno a Lecco, nell'allora interregionale. L'anno successivo realizza 2 reti alla romanese e al Tiene, le prime in blu celeste, saranno 5 a fine carriera, e smette gli scarpini nel 90-91 in C2. Pur non diventando mai allenatore a tutti gli effetti, Ratti siede sulla panchina bluceleste in diverse occasioni, in situazioni complicate, a inizio millennio e dal 2012 al 2019, alternando la conduzione tecnica al ruolo di preparatore atletico. Un pezzo della gloriosa storia del Lecco, raccontato attraverso 50 biografie di giocatori che saranno per sempre blucelesti. Ascolta i podcast della serie di LCN Sport su Spreaker, Spotify e sulle principali piattaforme di streaming. Oppure sfoglia le pagine del libro disponibile su You Can Print, Amazon, in tutti i principali store online e nelle migliori librerie. Per sempre blucelesti, i giocatori che hanno fatto la storia della Calcio Lecco. Per sempre blucelesti, i protagonisti che hanno reso grande la Calcio Lecco. Una lunga storia d'amore, non c'è altra definizione che possa spiegare meglio il rapporto tra Francesco Duzioni, il capitano, e il Lecco. Una vicenda iniziata nel 1953, quando l'Aquila milita in Serie C, e conclusa nel 64 in Serie B. In questo lungo arco di tempo sono molti momenti da ricordare, dalla promozione del 57 nella Serie Cadetta a quella del 60 in Serie A. Duzioni, mediano sinistro, vecchio stampo, è tra i grandi protagonisti di quella squadra di eroi e colleziona diversi primati. Indossa la maglia del Lecco per 250 partite consecutive, ricevendo un premio il 6 novembre 1962 ed è l'unico a scendere in campo in tutte le 68 partite disputate dai blucelesti nella massima serie, a cavallo dei 2 campionati tra il 60 e il 62. La perla in una carriera caratterizzata da costanza e rendimento nel capodanno del 1961. A Rigamonti arriva la Juventus lanciata verso la conquista dello scudetto. Nicolè e Boniperti garantiscono il doppio vantaggio ai bianconeri quando al 45esimo Duzioni buca la porta con un mancino micidiale su punizione, dando così il via alla rimonta del Lecco, completata da Gilardoni. Con 366 presenze, terzo nella classifica all-time del Lecco e 8 gol all'attivo nell'arco di 10 stagioni, di cui molte vissute da capitano, il mediano di Verdello occupa un posto in prima fila tra le leggende blucelesti. www.leccocchannel.it. The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È
arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Alexa, apri Lecco Channel. Ciao, questa è Lecco Channel. Buon ascolto. Lecco Channel, da oggi su Amazon Alexa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo! www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Guarda che colore, la lucentezza. Non ho mai visto niente di simile. E guarda che forma e che incredibile prezzo. Io ho deciso Super Sama Store. Da Super Sama Store scopri le tante soluzioni di arredo bagno, rubinetteria, box doccia e vasche. Oltre ad un mondo di proposte per condizionatori, stufe a pellet, caldaie, piscine per esterno ed elementi per sauna e spa. Fatti incantare dalle incredibili offerte e dalla consulenza di tecnici specializzati, preventivi gratuiti e progettazione 3D. Super Sama Store vi aspetta nel nuovo showroom di Lecco, in via Grandi 24. Per info chiama il numero 0341 18 85 728 o visita il sito www.supersamastore.it. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'Aci Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. Aci Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Voglia di pizza, focaccia, calzoni, dolci? Una fame enorme che può essere riempita solo con pizze giganti? Pizza Mania! Stai comodo con Pizza Mania. Scegli la consegna a domicilio all'orario che preferisci o puoi venire a gustare le specialità nella nostra bellissima e comoda saletta. Per te tante novità e il menù è sempre in aggiornamento. Christian e il suo staff ti aspettano da Pizza Mania in via Turbada 13B, Lecco. Per info e prenotazioni chiama il numero 0341 27 25 66. No, sì o no? Eccoci in diretta mentre c'è Rizzo pronto a ripartire. Rimettiamo in postazione. No, per la mia salute mentale, una boccata d'aria. Per la mia salute mentale è meglio che oggi finisca il prima possibile. Ti do una notizia. Bene o male mancheranno almeno 50 minuti. No, ma è che oggi un'ora. 45 più almeno 5 di recupero li possiamo. No, io posso dirti che probabilmente se succede una roba similcesena qua muoio. Allora, non ho più il cuore di Lecco Olginatese Lecco. Allora, ti dico la verità, anch'io. Cioè, che rispetto a 10 anni fa, per esempio, reagisco in maniera diversa, a tratti. Paradente. No, io sono più. Tanto fallo qua, no. Più, diciamo, come posso dire, a sparate estemporanee di nervosismo che quindi ti massacrano. Non ci sono stati cambi, mi sembra di poter dire, no? Non penso, no. Chiedo anche a non Fausto. Nessuno, no. Loro aspettano adesso a buttarsi avanti. Sì, aspettassero anche un'oretta. Va bene. Non lo so, perché tanto allora, secondo me Albino non so quanto, diciamo, da tifoso o scientemente abbia detto che loro hanno speso tanto.
Però non l'ha detto, non ho capito. No? Ha detto che hanno speso tanto, non so se da tifoso, con l'occhio del tifoso o con l'occhio... Ma per fare la squadra? Ah no, scusa, speso a livello di fiato, fisico hanno speso molto e quindi non vorrei che... oggi. Non vorrei che lo dicesse, l'avesse detto da tifoso, un po' sperandoci. Tutti un po' schiacciati. Sì, sono un po' schiacciati. Perché loro comunque, cioè se devono spingere, voilà! Non lo so, va giudici? No. No, non è fallo questo secondo me. Ma è fallo di Buso? No, è fallo su di noi secondo me. Buso si lamenta, dice che non era fallo suo, perché poi dopo ha subito il fallo, però probabilmente è stato Davide dice rialzati, vediamo. No. Non si è capito bene cosa volesse. Non c'era niente. Cioè Mané da una parte e dall'altra, quindi i giudici dovevano poter partire. No, vi dico... fallo intanto interessante, perché sulla tre quarti sinistra... si Foggia che potrà buttare dentro il pallone. Secondo palo, Ogunseye di testa, la palla spizzata a Battistini. Si scontrano in due. Via Girelli che fa un'azione simile a Ogunseye su Ogunseye. Attenzione, la palla rimane lì, c'è però Zuccon che è intelligente, freddo, serve Girelli, poi un po' di rischio. Allora, proviamo a... Però, palla fuori. No, abbiamo parlato tanto nel corso dell'intervallo anche col mister. Io ho proprio questo che temo. Se ci schiacciamo, ci facciamo schiacciare così negli ultimi 30 metri, tutto il secondo tempo, è grigia. Lo so. No, infatti quello... chiama Rino. Cioè... Quello che spero io, infatti, è che dicevo a posto di questa questione che loro non spingano per tutto il secondo tempo, ma abbiano... Attenzione in area! Buso che entra, poi si lascia andare. Lascia un po' andare. Però sinceramente cosa può fare? Se non si schiaccia o prende in mano la situazione non lo so, però io continuo a dire quello se no deve stare dietro. Magari non nella di rigore, però. Cercare di stare, solamente tenere farli girare un po', cercare di farli girare un po'. È per questo che Tordini fra un 10 minuti, perché fra Tordini non credo che ti fa salire, però che inizi a giocare, ma tiene più dietro loro. E chi togli? Galli non penso che ce la faccia per venire a tenere. Metti vai due e stringi due Girelli o Zuccone e Galli, togliendo anche Girelli, non lo so. Però insomma, io la prima mezz'ora a Foggia aveva funzionato bene. Fatica a toglierli. Però... poi bisogna vedere anche loro, perché Garattoni, Bjargason, Schenetti, Peralta, Ogunseye e tutti e 5. Metterà anche qualcun altro adesso sicuro. Ma però metterà carico ancora Vacca, e anche Frigerio. Bravissimo Lepore che recupera palla. Galli intanto si è fatto male, ha preso un colpo in testa. Un colpo alla volta. Non so se gioco fermo. Lepore aveva recuperato un pallone fondamentale da sinistra. L'altro Garattoni, però insomma vorrei rivedere. Prima scusatemi l'estemporaneità e la domanda idiota, ma all'andata quanto abbiamo fatto? 2-1-1-0. Colpito da Schenetti così. All'andata abbiamo fatto 1-0, 2-1. Non vi giuro. No, davvero, non vi giuro. C'ho sto buco. Ok, 3-2. Ma chi ha fatto il secondo? Chi ha fatto palo? No? Chi ha fatto il primo gol dell'Lecco? No, vi giuro che ho il buio mentale. Pinzauti di testa da angolo di Lepore. Adesso mi tornava a memoria. Vabbè. Sì, però non batto di pizza. Ma io vi giuro, guardate che io da martedì sono in panne totale. No, ma cioè l'appannamento. Cioè anche al lavoro io gli ho detto al mio capo non far conto su di me questi giorni, perché io sono cioè ti rispondo, ti guardo e ti rispondo, ma non ci sono. Quindi sa che c'è. No, ok, rimessa laterale per noi. Chiedevano il fallo su Lepore. Le palle inattive. Lepore comunque, cioè a prescindere, vada come vada, però per quello che ha fatto fino adesso, cittadinanza onoraria, perché poi lui è di Lecce, c'è una partita che sente un po'. Buso a terra, fallo su di lui, 5 minuti intanto sono passati. Voilà. Che segno che ha sulla tempia, sulla forma. Buso? Sì. Si gli salta sopra per una bella botta. I gomiti li usano, che prima su Galli, perché non l'hanno rivisto. Ogunseye non c'era, se era dell'Ecco su un fallo dell'Ecco sul Foggia, se non andavano. Pausa intanto per noi a gioco fermo.
Per la riparazione e la cura dei tuoi elettrodomestici, affidati a Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici. Offriamo servizi come veloci interventi a domicilio, riparazioni con ricambi originali, messa a disposizione di accessori e prodotti per la cura degli elettrodomestici e sostituzione elettrodomestici a fine vita. Riparazioni Corno è centro autorizzato da Electrolux Partners, AEG, Zoppas e Rex. Riparazioni Corno Lecco. Per informazioni chiama il numero 0341 28 20 17. Riparationicorno.it. Perché loro Entriamo. Perché loro non è che hanno poi questo gran gioco, puntano tanto sui 6 giocatori offensivi che hanno e soprattutto su Ogunseye che le prende tutte lui, sinceramente. Frigeri è fisico anche lui, Peralta va con lo scontro su Bianconi e quindi hanno tutti questi scontri vantaggiosi. Girelli, dai, palla per Pinzauti, bello, bravo, no, è Buso su Pinzauti che fa da ala destra, Girelli attaccato alle spalle, Pinzauti subito, palla dentro, non sbagliano e poi i giocatori del Foggia, però c'è Galli. Approfittare di qualche errore, di qualche giocata individuale loro, no? Sbagliata, ne abbiamo viste tante dietro. Sì, dietro qualcosa. Tra andata e ritorno. Parte Bianconi. Numero di Bianconi. E palla bellissima al centro, Bazzuccon la tira, la palla deviata, Buso, palla Giudici! No! Deviazione fondamentale di Contec. C'era Giudici libero. Sai che usciva lo stesso. Si usciva. Infatti c'era Buso, Giudici perfetto. Buso che tira. Sì, andava fuori. Era Contec che l'ha alzata sopra la traversa. No, ma andava fuori. Ma c'era Giudici lì, era difficile con quel giro. Se la prendi il polpaccio sotto, gli interventi un po' maldestri pericolosi. Un angolo per il Lecco. Angolo sotto la sud del Lecco. Dai, al primo tempo. Lepore, metti dentro un bel pallone franchino. Lepore da sinistra. Forse il primo, Dai, incornata di Battistini, dai. Palla dentro, Battistini! La palla che rimane lì dopo il liscio di Dalmasso e non c'è nessun blu celeste. L'avevo chiamata. Dalmasso che ha fatto una cosa orribile. Sulle palle via dalla comunque pericolosi, perché l'Epore dipinge veramente, cioè benissimo, tirato benissimo. Attenzione, Pinzauti in pressing, no, se la sbrigano in due. Alla fine Garattoni riesce a uscire, però sbagliano. Loro hanno iniziato un po' peggio, non come il primo tempo, Questi 8 minuti sbagliano un po' in uscita, anche quando cercano di impostare da dietro non sono così. E poi già 2 volte noi siamo riusciti ad arrivare lì, Tanto Di Noia inquadrato, c'è l'Epore per la rimessa laterale, anticipo, va Gunseglie su Battistini, guadagna la rimessa laterale, però Bianconi non ci pensa 2 volte e la tiene in campo. In favore di Lepore, il rilancio, Buso, va Buso, Dalmasso, qual frazione di secondo per cui poi Buso fallo, vabbè, si va avanti. Vabbè, ci sta la protesta di Dalmasso, qui lo capisco, Buso lo ha spinto una volta che aveva dato via il pallone, non c'è niente di che però. Comunque Pinzauti e Buso stanno cercando quantomeno, di dar fastidio. Stanno lavorando bene, non gli arrivano dei gran palloni, cioè dite se tutte palle giocate di prima, andare poi a attenzione, Foggia in area dalla sinistra, da destra, alto, va a calciare di forza Garattoni stringendo da destra verso il centro. Il lavoro che sta facendo oggi Pinzauti, chiedete a Cristiano Ronaldo di farlo. Cioè non ha visto un pallone questo, uno non ne ha visto e si sta facendo un mazzo. Bella l'azione di Garattoni, un pericolo qua su simile a quella di Frigerio di primo tempo. Era Frigerio, no? Chi era quello che aveva parlato per Schenetti, mi sembra. Che va allora innanzitutto scatta sul filo del fuorigioco molto bene, anticipa la difesa, si accentra, va a calciare col destro non di molto sopra. Pinzauti di testa e poi Buso scraventato a terra senza fallo. Adesso Buso però deve stare un po' più in piedi, però questo magari però questo era sbilanciato in avanti perché stava correndo verso la porta. No, ma il vizio un po' che è lui che si concentra un po' troppo su questo, cioè concentrati sull'azione. Appena sente il contatto. Tu è quello che può fargli male, sì. Adesso alla fine non è che abbiamo tante, più passa il tempo più può fargli male. No, ma poi c'è qualche spizzata di Pinzauti e lui che si butta dentro.
Zeljak! The Wall. Tenere un po' di più. E poi cosa ti sei perso di Zeljak? Lo scavino a servire Pinzauti e poi va lo stesso Vedran! Non riesce. Ma è segnare Zeljak, no. Non riesce a sfondare. Stato di grazia Zeljak. La difesa di Raya. No, ma quell'azione qua ha fatto. Sembrava il fallo di Ogunseye. Fallo, sì, doppio fallo di Ogunseye. 0-15. Io sinceramente con Albino sono spesso in disaccordo e oggi ancora, perché il Galli sta facendo una partita spaventosa davanti alla difesa. Come puoi dire che non sta dando molto? Cioè Galli sta facendo un lavoro incredibile lì davanti. È fondamentale a dare equilibrio difensivo. Giocatori che non li senti. Giorgio Galli, il re delle seconde palle. È così. Ma anche quella che ha fatto abbiamo molti. Quella Tanto su cui Beretta un altro giocatore di queste parti, Beretta e Vacca. Non ho visto. Che rientrava oggi dopo la squalifica dell'altra partita. No, tra l'altro quella che si è fatto un po' male Frigeri nel primo tempo. Cioè, lì ha salvato un'azione che entrava in area dalla destra ed era pericolosissima. Da parte anche Vacca. Beretta per Ogunseye e Vacca. Aspetta, era lì da parte. E adesso lo fanno vedere. No, non fammi vedere. La Rai non lo so. Si sta perdendo. Ci fanno vedere i tifosi del Foggia, però così ci perdiamo. Beh, può essere Di Noia, può essere. No, Di Noia c'è, Schenetti c'è. Chi è uscito? Secondo me non è uscito nessuno. Nessuno allora, era lì da parte, ma. Frigerio c'è, Di Noia e Schenetti. Attenzione. Ci sono Peralta. Allora ha speso solo un cambio, Beretta, per Ogunseye. Forse è stanco Ogunseye, rinuncia un po' alla sua fisicità. È un po' innervosito forse anche. Nel secondo tempo non si è visto, adesso. No. Però non è Vacca, no. Schenetti, bravissimo, Vedran, lasciala! Ma però Melgrati Ma perché Melgrati non esce? Rimane sempre fermo lì in porta. Potevamo gestirla e perdere via quei secondi. Sì. Ma poi poteva benissimo, anche in ritardo, esci, vai, tanto c'è Zeljak che ti copre. Combatte Pinzauti Girelli e poi la palla centrale per Buso fosse uscita. O no? No, Pinzauti sta è uscita per nostra però. Nostra però. Sì. Pinzauti sta facendo un gran lavoro. Mamma mia, ma infatti. Sì. Ci vediamo un attimo a un break, dai, così seguiamo la rimessa laterale. Per vivere un'esperienza indimenticabile, per voi c'è Mamaio Bistro. Venite ad assaporare la freschezza e la qualità che solo il pesce di Mamaio potrà darvi. Piccolo ma accogliente e moderno, con personale cortese e professionale, da Mamaio Bistro gustate in tranquillità aromi semplici e ricercati della pesca giornaliera, iniziando dall'antipasto fino al dessert. E durante la bella stagione pranzate, cenate e ammirate la bellezza del lago da Piazza Cermenati. Mamaio Bistro, Vicolo del Torchio 1, Piazza Cermenati, Lecco. Per info e prenotazioni 0341 32 16 88 o al sito www.mamaioa.it. Ma anche sta prendendo la brocca. Girelli in pressione, Zeljak tiene viva l'azione, Buso prova a farla scorrere, va bene anticipato, poi da Frigerio si riparte. Però no, ci mettiamo bene dietro. Garattoni sono anche un po' più lenti loro adesso a ripartire. Ma poi adesso inizia a pesare anche la palla. Siamo nel 60°. Palla dentro Garattoni. Sarebbe l'ora di poter. C'è Bianconi, copre in angolo. Sarebbe adesso buona cosa, buona e giusta. Difendiamo sotto la Nord. Dunque, che bolgia, ragazzi! Che bolgia la Nord. Ragazzi, volevo dirvi, non è meglio mettere Tordini. Sì. Attenzione alla battuta dell'angolo. Oh, Lepore noi fuori. Sfondi tutte le porte aperte di questo mondo. Pinzauti, poi Buso che cerca di accendere il motorino, viene preso. Poi va a fallo. Poi forse il fallo. Anche il giallo, ma Melgrati poi. No, mi sa che non ha fischiato il fallo. Insomma, però. Giallo per Buso. Direi abbastanza nero. Forse ha lasciato andare. Sta un po' innervosendo Buso qua, però, Beh, diciamo che ha fatto un lavoro grosso di pressione e poi ha cercato alla fine di riuscire a prendere la palla in ritardo, ha fatto fallo. Ritardo netto qua, più vistoso che. Ragazzi, non mollate, scrive Claudio, assolutamente. Potresti metterlo per Buso, come però non ti garantisce quello sfatto, quell'accelerazione che ha Buso. No, Buso non lo toglie. Se metti Tordini hai possibilità che mandi in porta Buso lui. Sì. Cioè, quindi beh, qua un po' di falletto.
No, ma lascialo stare, cosa serve? Però va a fare un fallo un po' inutile. Ma secondo me non neanche così cattivo. Non ha neanche più la scena. Attenzione, Beretta che gli ha fatto. col tacco a servire Schenetti, largo, laterale. Bene Girelli, ben piazzato, Gestisci, non sbagliare Zeljak lontano. L'unica cosa, ecco che... E Pinzauti furbo, non salta, poi viene qua spostato. fallaccio su Pinzauti però, Netto. No, si gioca. Oh! Tutta la tribuna che protesta. Adesso non sta fischiando più. Pinzauti era in aria e il giocatore del Foggia lo ha spinto e ovviamente Pinzauti è andato a fare un carpiato. Lo stiamo buttando via tanti palloni. Tutti questi lanci su Pinzauti alla fine poi sono tutte seconde palle. Però sembra che a vedere sì. Alla fine 61esimo, anch'io, cioè così non... Deviata, Pinzauti subito per Zuccon che corre. Corre Zuccon ma in anticipo, bravo Garattoni. Era Garattoni o era Rizzo forse? Fare anche un giro palle in più, cioè respirare anche un po' di più, no? Invece stiamo proprio giocando a recuperare e buttare, recuperare e buttare. Sì, anche se è addormentata Zeljak anche un po' di più. Viene spogliato Zeljak, ma comunque c'è lui. Fallo per noi. Bravo Galli. Quello Crampi. che volevo dire io è che Crampi per Galli. Sì. Loro comunque non stanno creando pericoli comunque nella ripresa, cioè loro sono incranando, però è ovvio che se ti porti fino al 90esimo ti puoi partire così, è sempre un rischio, no? Non Crampi, ma è stato dopo Crampi, però è stato preso. C'ha un'ora lui, siamo già. E io adesso seggiolini liberi. E io invece ti dico io ti dico che adesso metto i Tordini per Galli. Ma adesso sembra meno gente. Metto Zuccon e Girelli centrali. Ma vedi anche. Dove sono andati? Sono tutti al bagno, dove sono andati? No, sa che Galli ce la fa. No, ha preso il calcio, perché nell'andare alto con la gamba c'è stato il fallo, infatti. L'Epore pasticcia un po' qua. Non preciso. No, però tu dicevi forse non hai 90 minuti, cioè non ci dà sicuramente Galli. Sicuramente. Buso deve stare attento adesso. Dai che ripartiamo, Buso, puoi partire? Non sprechiamo. Pinzauti, la sponda per Buso che è un po' difficile. Mano! No, aspetta. Cerca il lancio su Pinzauti, stoppato, poi questo Zuccon va per perdere tempo. No, è buona! No, è fuori gioco. Buso ci avevo creduto. Gestire la palla, riuscire a trovare, cioè senza andare subito con la palla verticale, ma andare un po' anche sui quinti. È dura ragazzi, bisogna soffrire perché diciamo che Tordini oggi non la vede il campo, se non per Galli. Buso. Sembra quello, ma non ha coraggio di provare a chiuderla dal mio punto di vista. E quindi ce la portiamo fino alla fine così. Sia con Giudici che di là con Lepore non siamo mai andati. Mai. Allora dentro un Magni a questo punto, cioè vabbè, dentro Magni per provare a ripartire. Non lo vuole Stefano. Non lo vuole. Non lo so, qualcosa fai però. Cioè, adesso l'Acti per Galli lo devi spendere perché Galli non ce la fa. Zemagnano, lui 3-4-3, No, io mettevo Tordini perché almeno adesso gestivi un po' le ripartenze con Tordini. Ma quindi adesso Zuccon va davanti alla difesa? No, penso Zuccon. Sì, Zuccon davanti alla difesa e le mezze fanno l'Acti girare. L'Acti adesso c'è il centrale. Vediamo. Zeljak su Schenetti, no? L'11 è Vacca? Vacca, sì. No, Beretta, scusi. Vacca è il numero? Vacca è entrato per Di Noia, il numero G. Che è un mediano però. Sì, lui anzi forse va proprio al regista. Attenzione Beretta, cerca il numero. Servizio sbagliato per Bianca. Giudici che si è visto veramente... Però adesso possiamo salire con la pressione. La tieni un secondo. Marco che ci scrive, bisogna chiuderla, cavolo, metti Tordini. Chiuderla. Ragazzi, bisogna chiuderla, insomma. Bisogna provare a tirare là così, secondo me. Ma è quello che secondo me faremo, però ma non tirarseli troppo. Se te li porti lì fino al 90esimo. Frigerio, bravo in qualche maniera adesso. La palla dentro. Loro si sono spenti tanto comunque, cioè da un punto di vista proprio delle scelte, delle giocate, poca qualità in questo frangente di partita. Quindi ci vediamo un break.
Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Secondo me giallo per Frigerio su Lacti, ma è rimasto in terra Buso prima. Secondo me stanno aspettando loro magari gli ultimi quarto d'ora per dare proprio la fiammata finale e poi dopo portarsela o continuare a insistere, perché loro comunque hanno rimontato spesso nei... Eccolo Dudu! Posto di Buso. Posto di Buso. Che Zambataro. Anche Zambataro entra. Era lì da parte. Giudici secondo me. L'Epore non lo togli mai tutta la vita. Ma no, non penso neanche Bianconi. Giudici che non mi è apparso brillantissimo. Buso adesso aveva dei problemi. Io Magni Buso a questo minuto non l'avrei mai pensato. No, anche perché poi sperando di arrivare al 90esimo che non si allunghi pensavo la partita. Fosse il cambio da supplementari, per esempio. Entra Zamba, esce Girelli. Mette l'Epore in mezzo e... Non fai 4 magari? No, mette l'Epore a fare la mezza e Zambataro a fare il quinto. Sì, no, non smuove tutta esperienza, tutto ruolo con ruolo. Ma cosa fa? Mette tutte le esperienze che può a centrocampo con l'Epore. Però manca tanta partita ancora, ragazzi. No, può fare l'ha fatto, no? Cioè, sì. Cosa non Claudio, credete il mister sa quello che fa? Sì, no, l'abbiamo detto più di una volta che abbiamo spesso criticato, ma ce l'ha sempre messa in quel posto alla fine, quindi tanto fallo di Zuccon. Scintille con chi è? Vacca? No, Vacca mi sa che è questo qua. No, era di Vacca. Mancano 4, quindi dai Dudu 25 dai fastidio lì, fai qualcosa. Rosso? Scontrissimo. Questa è wrestling, Latti è entrato 5 minuti 2 giorni. Beretta. Prendere 2 detto tu entra e vai a prenderti un paio di giorni. Sì, ma ragazzi, ma chi è che è, scusa? Latti Beretta. Si schianta su Lacti. No, lo so, dico Beretta. Manata anche tra l'altro. No, si è riparato. Sembrava era più brutto. Stavano scivolando tutte e due, secondo me. Tutte e due mi sa che sono andate per frenare. Qua, mamma mia, ti rischi di farti male. Allora, sinceramente, posso dirvi che Beretta non ha fatto niente. Sì, rivedendola così sembrava... lui sembrava più... Stava andando sul pallone, ha cercato di fermarsi, ma Lacti era talmente partito in quarta e si sono andati tutti e due sul pallone, si sono proprio presi in pieno. Però uno è 1,90, l'altro è 1,70 m. Tra l'altro, se proprio dobbiamo dirla, cioè allora, visto tutte le polemiche, io Rambaudi alla Rai non lo volevo perché era ex Foggia, cioè scusa. Giusto. Cioè volevo a fianco un ex nostro. Attenzione Zeliak dentro, Lacti non riesce a tenerla. Palla dentro per Beretta a centrocampo. La gestisce, cerca il Foggia. Loro adesso con Beretta hanno un giocatore, un attaccante mister che lavora meglio il pallone di Ogunseye. Per far salire troppo spaccati, c'è tanta differenza attacco e ma come l'è andata? Anche il secondo tempo dell'andata è stato così. Iniziano a giocare anche un po' sentendo la, tra virgolette, disperazione. Zeliak che guadagna la rimessa laterale anche. Cioè, loro iniziano a sentire un po', no? La palla scotta perché... il tempo passa. Ragazzi, io comunque vada come ho detto prima, ma Zeliak voglio abbracciarlo. Zeliak voglio conoscerlo, ringraziarlo ed abbracciarlo. Vuoi il pupazzetto di Zeliak? Sì. Approfitta di un brutto controllo, larga intelligentissimo sulla sinistra dove sale Zambataro. Immagine dalla stazione spaziale. Zambataro rientra, cross dentro, un po' arretrato. Calma, Lacti chiama la calma per Zeliak. Teniamoli lì un po'. Respira un attimo, fai l'azione. Bella l'azione, lo scambio, Lacti giudici, Lacti il cross un po' basso. Lacti che si convince di essere un esterno. Ma Lacti è entrato in una maniera spaventosa oggi. Si è aggredito la partita benissimo Lacti. Sembra che gli abbia messo il pepe.
Giudici, dai, l'azione! Ti fanno vedere chi è che era. Bello il palo, dentro Zeliak dalla destra, il cross, la palla sul secondo palo, anticipato Lepore. Calcio d'angolo, no, rimessa laterale. Palla che scorre, finisce fuori là. Ma che cross di Zeliak. Cross a giro dietro i difensori e davanti al portiere. Toglie Giudici. Vediamo qua. Oh, ma che cross ha messo Zeliak? Dici ragazzi? che mette Martorelli? Al posto di Giudici. E rimette Lepore esterno. Non ha fatto male. No, ma le supplementari se dovessimo... Palla dentro, Magni a terra, Avresti non c'è comunque niente, un altro palla, arriva Lepore! Fuori di un soffio. No, di tenersi un Mamma cambio eventuale. mia. Mamma mia, signori. Cresce Lepore. però il Lecco con il passare dei minuti, A quanto sarà passato? Una spanna? Dudu che va a terra, non c'è fallo. Lepore. Una spanna? È un metro. Un metro neanche. Mamma mia. Ci prendiamo una piccola pausa, torniamo subito. Dal 1897 Trattoria Cantù, 4 generazioni di pescatori e ristoratori. I fantastici sapori di Roberto, con carne, pesce, grigliate da gustare in veranda affacciati sul fiume, menù per bambini, menù di lavoro infrasettimanale, pizza alla sera e l'immancabile servizio da asporto. Ideale per cerimonie, feste e serate a tema, karaoke night. Trattoria Cantù alle Fornasette di Olginate, dal 1897 in riva all'Adda, strada provinciale 72 Milano-Lecco. 0341 60 42 35 o 328 28 49 296 trattoriacantù.com. Gradita la prenotazione. Sì, non dobbiamo... Ma un bel temporalino, una pioggerellina di Ma danno oggi però. Infatti. Allora, Peterman intanto per Peralta. Il cambio dell'andata forse. No, all'andata era uscito forse No, anche perché di Peterman noia. è più un esterno forse, no, mister? Una mezza. Una mezza, sì. Può fare. Beh, Peralta era un po' sparito dai radar anche lui. Oggi non bene, sì, rispetto alla partita d'andata. Ma a parte che non ho ben capito, lui è seconda punta Peralta. Sì. Perché io sapevo, scuola ma era tipo un trio davanti, cioè Peralta, Ogunseghe e Schenetti a fare 3. Rimessa laterale per il Lecco a centrocampo, mentre Degli Rossi dà impostazioni alla squadra. Sì, molto probabilmente cambia qualcosa. Sì, il modulo penso, perché ha fatto proprio segno. E anche è entrato adesso Jacoponi anche. Che Jacoponi all'andata ci ha dato fastidio. Ma per chi è entrato? Bella domanda. Palla di Giudici, Pinzauti, Magni, Dudu. Palla dentro, deviata, Lepore sbaglia, poi recupera, no, Zuccon non ce la fa recuperare, va al Foggia, Peterman dalla sinistra, palla sul secondo palo, attenzione, l'entrata in area, c'è Bianconi sull'uomo, Bianconi palla dietro, la deviazione Melgrati alto, il campanile ancora lì, via. Zeliak. E Melgrati, la sua palatina, dovevo ancora metterla oggi, ancora inquadratura larga per favore, Rizzo dentro, fuori, Zambata, no, in angolo, svirgola. Comunque abbiamo preso contropiede, ragazzi. Sì. Forse è meglio veramente star giù bassi allora. Di partenza. Melgrati paratissima e lì a 2 passi. Troppa libertà qui in area. Chi è però, quello che a 2 passi tira? È fuori gioco sì, però, Beretta ma chi ha calciato però? Beretta è fuori gioco. Beretta, ma chi ha... Biarcason. Biancason c'è ancora? Sì, c'è ancora. E dai capelli l'ho riconosciuto. Palla dentro, Magni di tacco, ma c'è ancora Biancason che va alla conclusione, ancora intercettata Lepore in qualche maniera. Magni cerca di metterla giù, lo fa, ma per Jacoponi ancora Magni che lotta. Bravo Dudu. Va Biancason, lasciala. Bravo Dudu, bravo Magni, è entrato bene. Poi c'è un giallo per la panchina del Lecco? Sì. Giallo per forse... No, non è Foschi, è Foschi è qui, era uno là. Intanto giallo per... Cosa sta succedendo? Ah no, c'è un giocatore a terra del Lecco. Forse è Battistini. Cos'è che c'ha l'arbitro? E andava a vedere Battistini cosa aveva. Perché è rimasto a terra Battistini al centro dell'area piccola. Melgrati è andato a contestare qualcosa all'arbitro. C'è stato il giallo alla panchina, quasi confuso. Sì, non sappiamo chi, ma giallo diretto alla panchina del Lecco. Sì, forse è un giocatore, perché credo che agli allenatori così dia direttamente il rosso, forse. Un preparatore, non un saggiatore. Perché a noi l'abbiamo pagato con Maldini quest'anno, che ci aveva ammonito e poi espulso alla prima ammonizione in campo. Non l'aveva più visto,
Dopo sesta. Sì. Prima e dopo, diciamo. Mette un panchino, entrato. È l'annata per i Maldini, non è andata. Mamma mia, infatti, quest'anno i Maldini è un disastro. È grigia. E va adesso il Foggia dalle retrovie riparte, l'Ecco che lascia a loro iniziativa 15 minuti. Lunghissimo ancora. Quarto d'ora più recupero. Dudu combatte Pinzauti, che tra l'altro è ancora, no, è Buso, scusa, è ancora in campo. No, Pinzauti. No, Buso è uscito. È ancora in campo e corre, lui corre. Corre più di Magni ancora. Lui corre, no, poi si ferma perché poveraccio. Palla dentro, filtrante Beretta, vertice dell'area, si gira, fronte alla porta, Zambataro su di lui, non la lascia passare, vediamo Bianconi che con calma, vabbè, concede la rimessa laterale. Ci sta tutto adesso. Palla lì. Cross dentro, Zeljak ben piazzato fuori, c'è Dudu che la serve a Latti, poi gamba alta di Schenetti, ancora in campo Schenetti, sì. Su Battistini, fallo per il Lecco. Ci prendiamo una pausa. Siete pronti per il cambio di stagione? Con Lava Più potete lavare i vostri piumoni con meno di 10 euro. E se non potete venire voi, ci pensiamo noi a tutto. Con la nostra tecnologia miele risparmierai tempo, rispettando l'ambiente grazie ai minimi consumi d'acqua e alla riduzione degli sprechi di detergenti. La nostra igiene è garantita da 3 diversi detergenti, al sanificante e all'ammorbidente, tutti rigorosamente miele. Prenditi cura dei tuoi tessuti con Lava Più. Vieni a trovarci in Viale Montegrappa 10C a Lecco, oppure prenota il servizio di ritiro e consegna a domicilio al numero 351 7209 658 o sulla nostra pagina Facebook Lava Più Lecco. Lava Più, I love Piumone. Però guadagna la rimessa laterale, bravo Magni. Bravo Magni, è entrato bene in campo. 20 minuti. Vai Dudu. Più o meno. Giudici. Attenzione all'Ecco in avanti. Giudici sulla rimessa laterale. Dentro fa su un po' un qualcosa perché non si... Palla dentro, Dudu! Conclusione, rimane lì, non c'è Pinzauti, poi Pinzauti! No, Latti. Sei sicuro? No, io ho visto l'otto. Dudu, grande Dudu, è nato tutto da lui. Da un tiraccio di Dudu, respinto da Dalmas. Un qualcosa di Dudu, ma ha fatto qualcosa da Dudu finalmente. No, lei ha creato un'azione pericolosa, grande. Latti è stato. Non lo so, Battazza. Chiunque. Forse Battazza l'ha ammonito. Latti. Mamma mia, ma è entrato nel secondo tempo in una maniera spettacolare sto ragazzo. Mamma mia, non ci credo. Il loro portiere. Ma quanti insulti gli abbiamo dato a Latti quest'anno? Ma è entrato, l'avevo detto. È entrato benissimo. L'abbiamo detto. Tanto guardate, Battistini prendi, sali e poi esulta. Fatecelo rivedere. Allora, rimessa laterale di Giudici. Dudu fa scorrere, conclusione dal masso Bagher, poi riesce a smanacciare su Pinzati, ma c'è Latti che indovina un angolo che non lo indovinerà mai più forse. Grande Dudu, Pinza qui ha fatto una parata della... Comunque non aveva tanto, E poi, bravissimo, anzi. Poi scusate, visto la settimana che c'è stata, geniale Pinzauti, che se lo guardate fa il passo indietro, non disturba il portiere, così non è in fuorigioco. Perché se no, se avesse disturbato il portiere, poteva essere in fuorigioco Pinzauti. 2-1 Lecco! 2-1 Lecco! 10 minuti o poco più. Adesso poi ti darà adesso 8 minuti di recupero darà probabilmente. Adesso Dudu non esaltarti. Dudu lavorala, combatte, bravo Dudu, bravo. Poi non mette fallo, però insomma ci sta. 11 minuti. 4-2 complessivo come mostra la grafica. 4-2 complessivo. Vabbè, Dudu è bonito, vabbè. Ci sta. No, ma calmi adesso, soprattutto tu Dudu. Stai calmo, tu Dudu. Pensaci tu, e ci hai pensato tu, ma adesso calmo. La giocata decisiva che riscatta una stagione fin qui un po' opaca. Palla dentro, filtra, Zeljak allontana. Zeljak allontana sul portiere, su dal masso. Riparte Vacca dalle retrovie, adesso sarà veramente 10 minuti non di fuoco, di più. Battistini, stacco di testa, vai, bella lì la stoppata di Lepore, poi Zamba, non perderla, dietro, da Melgrati addirittura,
Gelido Melgrati, Zamba che numero sulla fascia, via sì. no, poi sbaglia il tocco, però ha fatto un numero sulla fascia. Poi corre ancora, rincorre l'avversario, Zambataro non è ammonito, può gestirlo, va. Ripartiamo. Giusto. Pizzauti è ammonito. Ci sta, potevamo ripartire però quasi senza fallo, ma va bene così. Va bene così, 2-1 Lecco con la rete di Lacti. 10 alla fine. Decisivi cambi, Foschi ha avuto ragione, ragazzi. Bacca, sulla 3 quarti, fate vedere la partita, non degli orossi, la partita dalla destra di Zambataro a disturbo, poi parte il cross, la spizzata a Zeliak, arriva Rizzo, Zeliak ancora a murare, giudici, monumentale, giudici doppia difensiva di Luca, vai Dudu, salta l'uomo, rimpallo, non ci ha creduto di aver saltato l'uomo. Pinzauti ancora che rincorre tutti gli avversari possibili del fase mondo. brutta di gioco, adesso c'è un uomo a terra, non si palla dietro Melgrati gestisce. Buttala fuori. Fallo uscire, fai venire fuori l'uno. Ok, Melgrati. Non dobbiamo aver fretta. 81 minuti sul cronometro. Io credo che Pinzauti nel suo organismo non venga più prodotto acido lattico. Nelle gambe di Pinzauti non esiste più l'acido lattico, credo. Adesso anche quello che non hai. Secondo me gli stanno venendo dei dubbi esistenziali a Pinzauti. Perché penserà, ma io sono un calciatore o un maratoneta? Cioè, dopo 10.000 km per 10.000 di più. Bellissima. Non senti più niente. Ma soprattutto, secondo me Pinzauti oggi sta dicendo, ma oggi è la prima della stagione, giusto? Cioè, sono bello di fresco, di posato. No, ma ragazzi, ma Pinzauti, Zeliak, ma quanti minuti hanno giocato sti ragazzi? Stanga per Battistini. Battistini non ce la può fare tutta la partita. Prima sull'esultanza si è bevuto i sali per riuscire a risultare. Per riuscire a risultare. Stanga, quindi passerà Bianconi centrale, Stanga sulla sinistra probabilmente. Sì. Dentro Tordini, ma quindi Bodini. Ho sentito Bodini. Bunino, no? No, Bodini. Allora, fuori Bodini. No, perché c'è la maglia qua fuori, noi abbiamo la maglia. Esatto. Allora, fuori Battistini che saluta il pubblico, dentro Stanga. Posso dirti, meritata anche il fatto che Battistini si sia giocato questo ritorno. Tra i migliori stagionali Battistini, senza ombra di dubbio. Cioè, Foschi sta urlando l'impossibile. Sta catechizzando Tordini. No, ma qualcuno in campo sta urlando. Tordini perché entra? Per Pinzauti? Penso di sì. Direi di sì. Non penso che faccia la mattata di mettere. Adesso andiamo a fare il terzo. Che sarebbe anche l'idea. Pinzauti. Applauso comunque Pinzauti è stato anche lui fondamentale sul gol. Perché è andato addosso a. Il cambio è o lui o Bunino, poteva fare anche quello. Ma infatti è strano che Bunino non se lo sia giocato oggi. Beh, però forse non è stato quasi neanche necessario, non so sai cosa, magari Tordini c'è un po' più dribbling, può andare a puoi tenere un po' più palla, però ai piedi. Però Bunino ha preso alla fine l'espulsione col Pordenone, il rigore con sinceramente anche a lui stava forse più come logica per i cambi che ha fatto fino adesso. Sì, ma guardate Dudu che cerca di così mette Dudu più alto e sta Tordini un po' alle spalle, infatti. Sì. Stanga di testa, subito lontano, fa Tordini, corri, Contact sulla sinistra, palla di Giudici, bravissimo il capitano che esce sempre alla distanza, Tordini lo serve dopo lo scambio, no, Dudu è in fuorigioco. In fuorigioco Dudu, perdi tempo, no, sei già ammonito però, non può neanche perdere tempo, però si va. Sì, il fuorigioco c'era. Ci vediamo al break, dai, poi seguiamo questi ultimi 5 minuti più recupero. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar.
Vuol dire che un po' sono anche loro. Vedi? Rieccoci. Va Zuccon, dopo l'errore di Peterman sulla rimessa, bravo Zuccon a infilarsi. Andiamo. Sì, è nostra. Devi prendere queste rimesse laterali, qualche fallo, devi perdere tempo. Che fa salire, che la muove. Ma l'intelligenza di Zuccon, o sbaglio? Cioè, per un ragazzino di 20 anni. Ha giocato di adesso ha avuto un'intelligenza in questa uscita. Andare a fare i mondiali con la nazionale ma se tutto va come deve andare, speranze di averlo in prestito. Ma secondo voi si è pentito di non visto solo noi se andasse. Ma secondo voi si è pentito di non giocare ai mondiali? No, secondo me no. Secondo me ha preferito stare qua. Dudu, che sfiga, ha beccato la bandierina in pieno. Però l'ha presa però. Bravo Dudu. Ha preso più palloni oggi che... Guarda Dudu. Con che sicurezza. Ha preso la mano di Leo. Mano di Leo. Siamo nell'86esimo. Allora corner corto per il Lecco. All'86esimo. Dai ragazzi. Tanto prendi un fallo, prendi un altro. Così ormai la partita deve essere finita, ormai basta. Vai, lascia che la metti dentro, non devi neanche mettere il cross. Angolo. Prendi l'angolo. Angolo, Abbiamo sentito gridare da Torino, dice Gabriele, abbiamo sentito gridare un po' tutti. Guardate che angolo, quanti ce ne sono dell'Ecco in area? Lì devi batterlo ancora uguale, corto. Ma in area dell'Ecco zero. Ecco Tordini, vai! No, si è un po' piantato sul provava pallone. a scartare un giocatore, ma si è ritrovato a fare. Torna da Dudu. Sì, devi stare. Dudu, pensaci tu. Passa Tordini, palla, campo largo, cavolo. Sì, stai lì. Dudu, grande, alla Olli e Benji, saltano avversari. Messa laterale, lì fai salire il terzino che ci mette 30 secondi a salire. Poi stanno impazzendo comunque con Dudu. Cioè, se sono un attimo bravi è finita. C'è anche tanto scoramento, vediamo nei volti dei Poggio. Palla dentro. Un attimo, tieni lì. Dai, vai. Devono essere bravi però. Che è successo? Che è successo? Non lo so, sentiamo gridare. Va Tordini, va Mattia. No, non c'è anticipo, noi siamo in direttissimo, giusto? No, non lo so. Palla di... Detto 3, cos'è che ho detto? C'è qualcosa... Ma com'è possibile? Sì. Anche prima comunque. Va, profondo, Lepore! In anticipo! Lepore! E Lepore si fa male, ma ci porta in Serie B! C'era qualcosa che non quadrava. C'è un piccolo ritardo di 20 secondi. Stefano, prepara le forbici. La consistenza, fai assaggiare la consistenza. E poi il rasoio. Man of the match e man of the final in tutte e due le finali. Il Lepore mette il sigillo, se mai ci fosse stato bisogno del suo sigillo su questa stagione. 3-1 in rimonta anche oggi. 3-1 ragazzi. Dopo la facciamo vedere, dopo Fausto. Allora rivediamo. Lepore uccella anche dal Masso in uscita e poi va dalla regia ci soggiunge questo pezzo di storia del campionato 71-72 ragazzi, anno dell'ultima fino ad oggi promozione dalla C alla B. Dai Fausto, chi c'era Dro? Una bella soddisfazione, dai, cavoli. Ci sta. Io ricordo solo una cosa, Dro Lecco 5-0. E perché Lecco Bellaria per chi c'era, Dro Lecco 5-0. Lecco Bellaria 1-5. Dro Lecco 5-0. Tanto c'è l'espulsione dalla panchina del Foggia. Signori, non esistevamo più. Grande nervosismo adesso, ma non si capisce perché. Vabbè, ma perché hanno perso. Giustamente. Poi subentra anche la frustrazione, ci mancherebbe, ma. No, vabbè, non ho capito chi è stato espulso dalla panchina. Non lo so, adesso Schenetti è arrabbiatissimo, nervosissimo, con Melgrati. No, non ce l'ha con Melgrati. No, è Melgrati. No, però dici, cosa volevano? Ma niente. Ma dietro 2 metri. Chi è stato Zambataro a lanciare? Non lo so. Mi sa di sì, perché da quella parte dice lui.
No, protestato forse per l'espulsione di Delio Rossi. Credo che per molti del Foggia ci saranno molte squalifiche a fine partita, perché... Ma fa niente. Però credo che... Ragazzi, che ho vissuto gli ultimi 30 anni di Lecco, io ripeto, a Darò bisogna ringraziare chi c'era a Darò, perché a Darò è stato salvato il Lecco e noi siamo qua solo per quello, solo per chi c'era a Darò. Delio Rossi. Olginate, il Bebe, Olginate. Sono tanti momenti, 5 minuti di recupero, sono tanti minuti i momenti da ricordare in questi, tenere presente a partire dalle 2 retrocessioni, Cala. Intanto entra la Celere per difendere i tifosi blucelesti dai foggiani che... ma non mi sembrano così. Però non sembrano. È più preventivamente perché ci sarà l'invasione. Sono più nervosi, suppongo, Ma mi sa che non li fanno entrare. Dici? Infatti guarda lì là. Però, ma probabilmente per quello non fare entrare i tifosi in generale in campo. Stanno entrando da tutti i lati. No, ma io non farei entrare nessuno. La comunque corretta. E poi devi fare... No, ma poi c'è la cerimonia. Perfetta, niente da dire. Poi c'è la cerimonia finale anche. Si festeggerà, probabilmente vediamo se sarà festa dopo per le strade, oltre che sugli spalti. C'è stata festa già dopo Cesena. Signori, dopo c'è un fumaggio intanto 50 anni. No, ma non inquadrate, ma per favore, la Rai, per favore non inquadrate queste cose, per favore non inquadrate queste cose. Vogliono fare l'invasione. Ah sì, va bene, ma è giusto che ci sia ma non inquadrate. Anche perché non si sa mai cosa può succedere, anche per alcuni avversari. Io sono a favore del non invadere. C'è un entusiasmo talmente alto perché nei 100 un delinquente che fa anche male magari a un giocatore, quant'altro c'è. Tanto c'è il fallo forse di Dudu, sì. È brutto da vedere perché sinceramente non è, rovina un po' il clima di festa. Però ecco, di mettere comunque gli antisommosse però diciamo, in campo non è. Vorrei anche parlare a chi dice che bisogna eliminare le recinzioni nei campi. Ragazzi, in Italia non puoi. Non c'è quel grado di maturità e di. Ecco, intanto che adesso non c'è la cultura per questo tipo di. Gioca Tordini, palla laterale, Giudici. E allora dai ragazzi, ci stiamo avvicinando a grandi falcate verso un momento storico. Ste ne hai citati tanti, ce ne potremmo citare, diciamo, senza che andare indietro ai 50, no. I momenti fondamentali dal 2010 in poi. I momenti fondamentali degli ultimi 10 anni sono stati 2. Darò, perché non ne saremmo più esistiti se non fossimo andati a Darò, e Olginate. Certo. Però sono tanti anche i momenti. Sinceramente l'anno di Gaburro, l'anno della promozione dalla D, non riesci neanche a ricordare un episodio perché è stata una cavalcata trionfale. Mentre questa invece è l'underdog, la Cenerentola, che va a prendersi ai playoff di forza contro gli squadroni più quotati. Abbiamo fatto la Serie B. Ragazzi, ma un mese abbiamo fatto che da Superman. Rosso. Zambataro subito va a difendere il compagno. Rissa. Qui ha fatto per far male Schenetti subito. No ragazzi, via, non c'è bisogno di queste cose, non c'è bisogno. Conte che da sbattere fuori subito. Ritrovare anche Zambataro. Non perdere la testa. Conte, Zambataro e Schenetti tutti da sbattere fuori. Me l'aspettavo da prima Schenetti, aspettava il momento. Zambataro è andato a spingere via Conte che ha fatto fallo per far male. Schenetti è andato a spingere via Zambataro, ma lì era partita la rissa. E poi dice: ma che cazzo stai facendo? Sì. Infatti, ma da uno poi esperto come Schenetti. Giustamente. Cioè Conte è un classe 97. Oddio, classe 97 non è neanche così giovane. È il 4, giusto, che ha fatto il fallo. Quello è entrato ma veramente male. No, da 10 metri lo ha preso. Mamma mia, Garattoni il capitano, mamma mia ragazzi. Pallaccio. Mamma mia, voleva spaccargli la gamba qui, Su stanga. È entrato a gamba piegata col ginocchio. Col VAR rosso. Ma è da questi due ammoniti. No, ammonito Schenetti e Zambataro. Ma Zambataro e Schenetti da ammonire, ma è giusto. Per le proteste dopo. Ma Zambataro è andato a spingere l'avversario, è giusto il giallo. Ma invece non ha fatto. No. Possibile che non. No, ma magari lascia. Ma poi peggio per loro. Ma se la stanno vivendo malissimo come ha vissuto male l'andata, peggio per loro.
Posso dire che se non avessero fatto quella cagnara su 2 episodi anche decenti, forse oggi se la giocavano meglio. Tira fuori il rosso qua. Beh, dai. Bravi Bagai! Con la B, no, giallo, vabbè, graziato, vabbè. Fa niente, non ce ne frega nulla, via. Infatti. Giallo a chi era? Non so Garattoni. Cioè, chi se ne frega? Adesso con 3 giornate di squalifica. Sì, però cioè, visto l'andazzo. Ma secondo me non ha usato il bisturi nell'inclinazione giusta, non gli ha rotto la gamba e quindi è giallo. Ma chi se ne fatti? Si è staccato. Ragazzi, ma cosa abbiamo passato? 50 anni, signori, 50 anni. Ma cosa hanno fatto questi ragazzi? Ma ragazzi, dopo che se n'è andato Zamba, scusate, Tordini? Spara alto. Ma ragazzi, ma cosa ha fatto questi ragazzi al ritorno da Ancona? Finita? Al ritorno da Ancona, Malgrati che va a alzare il pubblico, a Pordenone, a chiamare Cesena. il pubblico, non stanno più in piedi. Foschi è già bagnato fradicio in panchina. È finita. Oh, ma cosa facciamo l'anno prossimo, cazzo? Com'è? Gioco al sabato. No a sabato, no a sabato, no a sabato. Sabato. Dai che è finita, dai che è finita, su, fischia! E allora 96, è passato 1 minuto e mezzo per la questione di prima. Dudu vuole segnare, esplodere. In panchina, ci si bagna, ci si lava. Alessio Maroni. Alessio Maroni, sì. 96. Si aspetta solo il fischio, ragazzi, da 50 anni che si aspetta questo fischio. La Rai non si disinteressa ormai di quello che sono finita. Foschi Serie B! Serie B dopo 50 anni! Non sembra neanche di poter... Cioè, non lo so, Serie B. Vabbè, niente, Serie B. Non pensavamo, dentro anche Ivan tutti, non pensavamo anni fa, come diceva giustamente Ste, un sogno è realtà, sul campo conquistata con grandissimo merito. Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Foschi tanto... le forbici, dai. Rasoio. Te ne marsupio. La facciamo subito? Per forza, Allora ragazzi, registrate perché è un momento storico. Intanto sono i telefoni, Serie B. Allora ragazzi, è il momento che aspettavate, collegatevi perché si taglia la barba in diretta. Scrivetelo su Facebook. Sei microfonato, stai attenzione. Allora, andiamo a scriverlo anche su Facebook. Non riusciamo a fare. Chi se ne frega della manifestazione della festa? Tanto si festeggia ovunque nel mondo, perché si festeggiano, i lecchesi festeggiano ovunque nel mondo, mentre Foschi parla alla Rai. Ha tagliato la coda. È bella foto Matteo, una grande da fuori adesso. Scrivi Ivan, se stai facendo post, scrivi che c'è il taglio della barba in diretta. Taglio della barba di Ste in diretta, atteso tutta la stagione, continuano bravissimi a festeggiare. Battazza in campo con le lacrime, il bandierone. Raccontiamo questi minuti straordinari, ragazzi, straordinari, di uno stadio fantastico, di una città. Aspetta. E no, che c'è poca batteria, dai. C'è poca batteria, devi caricarlo. Aspetta. Non sta la carica. Non è che rimane A favore di telecamere, a favore di telecamere, ragazzi, momento storico. E fai una passata. Aspetta, Vai. Piano. No! Non ce l'hai delle forbici. Forbici. Vabbè, fuori. Aspetta. Questo momento di straordinaria web TV, ragazzi, i picchi di YouTube. B come barba di Ste che se ne va. Non va. Aspetta, le forbici, ragazzi. Le forbici. Non sul PC.
È andato Ivan a prendere le forbici, ragazzi. Adesso con la cesoia. È andato a prendere le forbici. Ivan, vieni. Fabio Cardigno, taglia. Mister. Beh, dopo prendiamo la scopa. Il mister. Vai. Mentre iniziano i clacson, ragazzi, momento da registrare. Dai, tutti devono fare un taglio. Vai Fabio, vieni. Vai Fabio, anche tu. Vai, un taglio, occhio. Occhio, devo zapparmi via. Sta dietro, non senti neanche dolore. Adesso. Vai Ste. Aspetta. Secondo me adesso ti va. Cioè, Fausto, c'hai la barba di acciaio. Da quanto tempo che... Fausto. Che pezzettino. Ok. Allora, io adesso andiamo un po' a braccio, improvvisiamo. No, taglia. Allora improvvisiamo. Fausto, cosa prevede adesso? No, io volevo dire una cosa. Vai Fausto, vai. Io volevo ricordare tutti, me lo ero riproposto. I momenti. Aspetta, Vai, vedi qua. Tutti i ragazzi che sono stati in curva e quelli che non ci sono più, volevo ricordare soprattutto un mio amico grande, Paolo, che ha passato una vita con tutti noi, ma anche tutti gli altri che non ci sono più e penso che sia anche per loro. Assolutamente. Bravo Fausto, questa per tutti i tifosi blucelesti del passato, del presente, per i bambini che vedranno la Serie B, insomma è un traguardo per noi che non l'abbiamo mai vista da quando tanti se la ricordano. Noi invece devi restare così fino a settembre. Un capolavoro incredibile, bellissimo, straordinario, davvero. Una ciocca come reliquia, le mettiamo in vendita sullo store. No, perché sono tanti i momenti che sono stati, Ste ha citato, ma ce ne sono tanti, le amarezze e le gioie, però anche tante amarezze vissute negli ultimi 12 anni. L'altalena sotto casa mia negli ultimi mesi ha aperto un certo Invernizzi, uno stabilimento, e non vedevo l'ora di passargli domani mattina alle 6:30 del mattino risultargli davanti. Ragazzi, siamo in Serie B, l'anno prossimo, insomma, gli avversari saranno Palermo, Bari, Sampdoria, no? Bello. Mi viene in mente, insomma, se tu hai detto Droma, ti potrei citare Mapello, Bonate, tanti, Fabio li ha conosciuti in prima persona, anche lui in campo, però insomma, vabbè. E iniziano i clacson in città, ragazzi, scatenatevi, festeggiate, abbracciatevi, fate quello che volete, dovete fare, perché è un momento storico irripetibile, insomma, negli ultimi mezzo secolo. Era 2 anni che non tagliavo la barba. Ste ha tagliato la barba, cioè i primi 5 che telefoneranno avranno in regalo una ciocca dalla barba di Ste. La mia fidanzata non me l'ha fatta, non è riuscita lei a farmela tagliare. Stai dicendo un'altra. Allora, ragazzi, come se fossi lì, scrive Beppe, ti salutiamo, un abbraccio, non sei riuscito a esserci purtroppo oggi, intanto recupera un po' di batteria Stefano per finire la barba. Io non so se sentiamo cosa facciamo, se Matteo o Albino, qualcuno, se sono sopravvissuti, non so chi chiamate voi. Ma qualcuno gli dava qualcosa a Fusca inizialmente? Ma anche in provincia di Lecco certo, in tutta la provincia di Lecco, ma anche i lecchesi nel mondo, ragazzi. Nel Connecticut in questo momento ci sono lecchesi che stanno festeggiando la Serie B. I brividi mi vengono. I brividi mi vengono. È la maglietta scelta mentre c'è l'intervista al presidente della Lega Pro, di cui mi sfugge il nome, l'ex giornalista, l'ex direttore di Sky, Matteo Marani, ecco. Direttore del Guerin Sportivo. Anche del Guerin Sportivo, sì. Collega stimabilissimo, bravissimo. Si festeggia, Foschi, grande protagonista. Mister, un tuo intervento. Foschi comunque l'abbiamo criticato tante volte, non siamo stati d'accordo, alla fine ha sempre avuto ragione. Sì, oggi ma ne parlavamo anche prima, all'inizio della partita, sulle scelte che magari non sempre poteva mettere d'accordo tutti, però la sua idea di gioco, comunque di creare sempre la situazione più concreta, è stata quella che poi alla fine ha dato poi
il premio. La tranquillità che dava ragazzi. sempre alla squadra. E io ti posso aggiungere il grande merito di Malgrati, Andrea Malgrati, che lo so per certo ha fatto un grandissimo lavoro come secondo, prendendo in mano veramente, soprattutto nel momento del cambio tra Tacchinardi e Foschi, ha preso in mano un po' lui la squadra. E poi c'è dietro il lavoro di tante persone, dal preparatore, dallo staff, preparatore portieri, Alessio Maroni che cura gli infortuni, la dottoressa Tremoni, tutti, perché quando poi si arriva a fare una stagione così c'è dietro anche un lavoro che non si vede sul campo, ma se i giocatori hanno tirato la carretta tutto l'anno e lo sappiamo benissimo chi sono, vuol dire che dietro c'è tanta professionalità e competenza, perché il campionato di Segliac, di Battistini e dei vari giocatori che hanno fatto praticamente tantissimo per il Lecco, e io spero che questa squadra venga rafforzata il giusto, ma venga mantenuto, cosa che diceva prima anche Fabio, mantenuto lo zoccolo duro, perché veramente se lo sono meritati. Assolutamente. Ste, ti senti più leggero? È rimasto c'è un pezzo sotto. Sento aria fresca che passa sulle guance, è una sensazione. No, volevo un commento anche da parte tua, giustamente sulla scia di quello che ha detto il mister, perché veramente non c'è stato un giocatore che non sia stato, soprattutto dai playoff in poi, Cusumano! Sul pezzo. Eccolo Cusumano, non abbiamo mai visto. Migliore Esiste. campo. Grande Cusumano, grandi tutti. Cioè, Maldini ha vinto qualcosa quest'anno, la famiglia Maldini. non sono più abituato a vederti il gruppo, la forza del gruppo, di un gruppo che si è compattato, granitico da un certo punto di stagione in poi. Ma infatti è quello che ha fatto impressione sempre comunque è la calma. Tante volte l'abbiamo chiamata un po' come, non dico apatia, poi in tante partite in campionato, soprattutto quando andavamo in trasferta, li vedevamo non sentire, quante volte abbiamo detto non riusciamo mai a ribaltare la carica emotiva della squadra, nel senso perdiamo, non riusciamo mai a ribaltarla. E quante volte abbiamo detto le occasioni perse, le partite di Crema, di Trento, però come ai tempi Modica, quando stavamo recuperando per i play-out in Serie C, ci dava lui la calma da allenatore a noi giornalisti, io mi ricordo, e Foschi invece è stato sempre calmo, probabilmente è quello che ha giocato lui, magari ha lasciato più ad Andrea, diciamo, il campo, un po' all'inglese, no? E lui alla fine ha gestito il team e la squadra, e questi playoff sono stati perfetti. Cioè, forse Ancona, l'essere recuperati dal 2-0 al 2-2, perché potevi già essere a posto con l'andata e tutto, ma e hai fatto un po' fatica al ritorno, dovevi vincere l'1-0, ma poi da lì è stata una cavalcata trionfale. Cioè, ragazzi, ma abbiamo vinto 2-1 a Foggia e qua non li abbiamo lasciati. Sì, abbiamo subito i primi 10 minuti in 4 ore, tant'è che dicevamo se continuano così ci sommergono, e invece ancora una volta con calma, pian piano siamo risaliti, abbiamo pareggiato, e da lì il secondo tempo loro non sono esistiti. No, loro hanno patito veramente tanto il colpo, e nella ripresa si sono spenti gradualmente. Il Lecco ha potuto infilare, diciamo, un po' la lama nel burro a quel punto per chiudere definitivamente i conti. C'è la mia fidanzata che mi cura, il look. No, io voglio un commento da Fabio, cioè, perché voi avete inseguito anche voi, contribuito negli anni certi traguardi, vedere, insomma, tu da gloria del Lecco, vedere un momento come questo, che sensazione, che emozione. Cioè, ecco, hai detto la cosa più giusta, cioè mi emoziona anche a me, perché non ho avuto la fortuna di essere lì a vincere una cosa del genere, ma posso dire che provi delle emozioni che sono indescrivibili. Quando fai qualcosa di buono è una cosa che il tuo corpo, non so come spiegarlo, è indescrivibile veramente. Infatti complimenti ai ragazzi, al mister, come diceva anche il mister, che dietro c'è Malgrati, c'è
tutto lo staff. È facile dare sempre complimenti ai ragazzi, complimenti a Lepore che si vede che ha fatto il gol, però dietro c'è tanto, anche per dire il massaggiatore Tato Bonacina è tanto nell'Lecco, eppure ma la preparazione fisica, cioè, non c'è. Io credo che quando arrivi ai playoff c'è una giusta gestione, ma abbiamo corso tutto l'anno, però in una partita così, condizione fisica, credo che verso la fine neanche te ne rendi conto, vai, ma ti porta. Crampi dove non mi ricordo se a Pordenone. Eppure vai avanti a giocare ogni 4 giorni. No, a Cesena nel recupero e pure a Foggia. Abbiamo giocato ogni 4 giorni. In un mese abbiamo fatto, penso, un mondiale praticamente. Perché hai giocato ogni 4 giorni partite eliminazioni, tutte eliminazioni dirette. Sì, tutte. No, ma molto probabilmente ci sono state squadre più forti anche di questo Lecco qua, però era troppo squadra questo Lecco, lo vedevi. Rose più forti, ma come la squadra. Lo vedevi, era troppo squadra. E c'è la premiazione ora. Vediamo una roba del genere. C'è la premiazione. Che bello. Eccola qua. Il nostro Matteo sarà lì a immortalarla. Vinti i playoff Serie B, ragazzi. In questi playoff super lunghi, super difficili di Serie C, che ci sembravano, no, negli anni scorsi una montagna impossibile da scalare. E invece, ragazzi, ma cosa cazzo? Diciamolo anche, va detto anche, io ragazzi, ho di andare giù a piombo in Dio. Seconda promozione della gestione di Nunno, diciamo, dalla Serie D alla Serie B. Lui l'ha sempre detto, perché va riconosciuto, va sottolineato. Un grazie al presidente, veramente. Assolutamente, perché io lo volevo adesso con la motoretta che entra dentro in campo, perché pennando il padrone. Ma secondo me è lui che adesso c'è il corteo sul lungolago e lui davanti col bandiera. No, sicuramente sarà lui il capopopolo lì che diventa. Ma ci sarà ancora qualcuno che lo. Io ho perso tutti i ragazzi, anche sto scrivendo l'articolo nel mentre. Ho perso tutti i messaggi, vediamo un po'. Ci sarà qualcuno che protesta. Come merda, quello sempre. Allora, vedi che figo, attenzione, Walter, concordo, VMP Lepore, sì, tutti bravissimi, Lepore è una spanna sopra perché è quello che ha fatto il lavoro decisivo. Intanto c'è l'intervista a Giudici. Anche lui sto cercando di sentire cosa dice. Professionale anche per Giudici, no? Assolutamente. Per tanti di questi ragazzi bocciati dalla Serie B, perché Giudici non ce l'ha mai fatta, Galli non ce l'ha. Adesso devo, io diceva giustamente Giulio prima, tenere l'ossatura, io li terrei, non dico tutti. Poi, ecco, no, ditemi chi di questi è da fare la Serie B, ditelo, cioè chi possono starci da protagonisti in Serie B. Beh, la spina tra dorsale, quelli nostri la spina dorsale sicuramente. Però hai gli esempi. Quindi no, vai proprio Melgrati, Battistini, Galli, Buso, Zuccon sicuramente Girelli, te lo possono dare. Anche per la giovanità. Se ti le lasciano. Seliac, Giudici. Ma poi devi vedere sempre chi ti arriva, quindi può darsi che devi dare via per forza un giocatore per prendere alla fine di una rosa di 23. Noi che hanno giocato sono 14-15, gli altri 8 ne prendi 8 di categoria, e quegli altri tipo dovresti far così. Zeliak nel cuore, ma non reggerà l'urto della Serie B sempre. Però Stefano, sinceramente io adesso, vedendo anche la Serie B, non mi sembra. Tu lascia perdere quelle che puntano alla Serie A. C'è la parte di qua. Guarda sul infatti non mi sembra che ci sono quegli squadroni da. Sì, ci sono quelli lì che puntano alla Serie A, che possono andare ai playoff, e quelle 10. Devi essere migliore di altre 3, perché nella parte destra della Serie B. Poi non penso mi sembra di aver visto quelli fuori. Non pensi che Soldini ne sono entrati in cassa adesso ne prende, ti entrano dei bei, no, ma dico, poi anche dalla Serie B ti entrano dei bei contributi dopo, dei diritti televisivi, cioè, cambia dimensione, devi strutturarti, ecco. Però la domanda forse adesso è: bisogna strutturarsi, forse quello, per poter fare la Serie B. Entrerà anche qualche sponsor importante, ma dico anche a livello dirigenziale, qualcosa si muove, Ma Lepore, ma cosa ha fatto Lepore? Cioè, ma tu ci sono tanti giocatori, tu quasi tutti dici, ma cosa ha fatto?
Secondo me per la Serie B adesso devi staccare tutto e un attimino. Secondo me Di 10 Nuno, giorni se intervistassero Di Nuno direbbe per me in questo momento qua è meglio lasciarlo secondo me intervista a fine partita e io avevo voluto il 4. Secondo me non abbiamo giocato bene oggi. Perché adesso sarà veramente contento. Molto emotivo, molto. Allora, se uno deve guardare calcisticamente quello che ha dato lui a Lecco, cioè ti ha portato, ripeto, ad Rho il Lecco, se non si fosse presentato non esisteva più la calcio Lecco 1912. Lui dal poco tanto dopo sta parlando l'Epore. No, vai, stai finisci. Poco dopo ho preso e siamo qua. E nel frattempo non è che ha fatto 10 campionati in cui si è un po' magari forse con D'Agostino è stato un po' un passo falso, forse. Però ci sono nelle cavalcate un po' i passi. Diciamo è passato un po' come si dice, sotto traccia, ma la promozione con Gaburro, ma ce la ricordiamo? Abbiamo fatto qualcosa di spaventoso. Intanto spaventoso, ci scrivono una squadra oscena per la categoria, cioè giocatori impossibili. Ma è stata passata quasi come sì, siamo promossi in C. No, ragazzi, levarsi dalla D. Tanto ci scrivono, ci fanno i complimenti da tantissimi, anche da squadra. Chi c'è? Da Frosinone ho visto, C'è gente che entra oltre. Invasione di campo, giustamente si festeggia a Rigamonti Ceppi, ma per tutta la città sentiamo già da qua i caroselli che andranno avanti fino a domani, ragazzi. Fino a domani, fino a 50 anni, tra 50 anni. No, giustamente è il momento di festeggiare. Io non so se poi noi ci collegheremo con... Poi sinceramente io penso che oggi ancora non realizzerò, cioè io non realizzo ancora, cioè sarei più, posso dirti, è più il peso che cioè io veramente è stato snervante comunque ma poi ti dico, ma se a Foggia avessimo perso 2-0 come quando avevamo perso col Pordenone e col Cesena, dici vabbè, devo andarla a fare l'impresa, male che vada, pace. Ma qui che ci arrivavi col 2-1, dicevi se va male questa, ragazzi, è un disastro, cioè così non ti capisco. Ma non poteva andare male perché tutte, allora diciamo che ragazzi, tutto si è no, come se le stelle si fossero allineate. Esatto, perché vero, ragazzi. 110 anni, 50 anni dalla C, dalla B, sì, questa qua la facciamo anche perché la conserviamo. Dove va conservata? Nel frigo? Non avevi le aspettative di dire devo vincere per forza. Se era un'altra squadra dici cavoli, però noi eravamo qui a novembre. Però eravamo qui a novembre quando potevamo andare primi in solitaria dopo 50 anni, che abbiamo perso a Trento in casa. E che cacchio, però abbiamo continuato, poi forse con la Popata prima di Natale abbiamo pareggiato e anche dicevi ma cacchio, ma abbiamo perso a gennaio, febbraio un sacco di punti e un po' dicevi era più facile vincere il campionato direttamente che vincerlo per i playoff. Le porre non lo mollano più adesso, ora che esce. Mi sembra la foto di Giorno abbiamo di Giacomo Ricci, io lo saluto chiaramente perché è stato alla mia spalla per tante di quelle partite, anche il cast Simo, che i primissimi tempi di Lecco Channel in casa, si capisce di quelle scene, si ricorderà il cast del presidente la dirigenza del San Marino che ci voleva sparare in faccia. Ma tutti quelli che hanno accompagnato in questi anni, no? Nico, Alberto Mangili, Nico e il palo di Vercelli, Alberto anche lui, tantissimi veramente che si meritano questa festa, questo Lecco in Serie B. Allora avremo tempo di diciamo così omologare questa frase, Lecco in Serie B. Giacomo mi ha rimandato il gol di chi era l'esultanza di Olginate, lui era di fianco a me lui quel giorno, lui e mio papà, che mio papà ma così trasecolato per una squadra di calcio non l'ho mai visto neanche per il Milan. Tanto salutiamo tutti i ragazzi, Andrea, Filippo, ci fanno i complimenti per da Piacenza uno sportivo tifava per voi e odio il Como. Complimenti da Napoli, Giuseppe. Comune a tanti. Ma ci sapete arrivare fino a Marassi? Chiede Fabio.
Mettiamo il navigatore. Navigatore, arriviamo. Fabio. Questa promozione assomiglia allo scudetto del Milan l'anno scorso. Scusate, ma secondo me è più improbabile questa all'inizio della stagione, cioè, gente no? che rispetto allo scudetto del Milan dell'anno scorso. Era molto più impronosticabile la promozione del Lecco. Ma chi parla del navigatore? Grande Lecco magia ma pura. l'avete mai trovata a Gozzano? Complimenti ai giornalisti, grazie Lord Penna. Ma a Gozzano non sottovalutiamo il fatto che anche il taglio di sé è entrato nella leggenda. No, ma noi poi su questa roba Gozzano a Darfur, ma ci siete mai stati? Immagino a Seriate. Ma noi siamo andati qual era la squadra sopra la strada del Malassi che siamo andati quando abbiamo vinto il campionato? In D con Gaburro siamo andati non Lentella no capito Sestri Levante, cioè che è andato in Serie C, è andato a Sestri Levante, quella squadra Ligorna che aveva dovuto tirare domani scambio Vlahovic Lepore, no, ci teniamo Lepore. C'era il barco il frigo. No, oppure c'era stato una volta il Toro Davide che gli avevamo buttato, forse è stato tu, gli avevamo buttato il cavo della corrente, gli avevamo buttato giù il cavo della corrente, lo aveva preso lui, ce l'aveva portato, lui giocava, cioè era il capitano nel tunnel degli spogliatoi, l'aveva portato dentro, ci aveva attaccato lui il cavo. Ragazzi, ma abbiamo visto. Ma chi dice che i foggiani che giustamente stanno soffrendo la C, la B, ma ragazzi, ma non avete visto niente voi? No, anche perché ma non avete visto niente. Il Foggia deve rifare la squadra se vuole vincere. Mandateci voi alle squadre bergamasche a giocare con i bergamaschi addosso, tutti addosso. A proposito della simpatia, no, dei bergamaschi verso Lecco, chi ci adorano, andateci voi a giocare il girone di Serie D giù nella bergamasca. Poi comunque abbiamo sempre preso gol prima e no, la cosa che ho pensato io in bagno prima, non abbiamo mai perso un tempo nei playoff. Non siamo mai stati sotto, non abbiamo mai perso un tempo. Ma vedevi troppo che girava veramente, non è ma andavi sotto e riuscivi sempre a riprenderla in qualche maniera. Veramente questi playoff più ancora, il campionato ci meritavamo di arrivare a giocarcela fino alla fine e l'abbiamo mollata forse un po' troppo presto. I playoff ce li siamo meritati. Ce la siamo meritata alla stragrande, ragazzi. Il loro portiere oggi. Grazie. E poi 1-1. Ma poi allora posso dirvi, oggi veramente è stato bello vincere anche in maniera così netta 3-1 senza appello. Non c'è niente da dire. Ma che bello. Adesso l'invasione pacifica, perché poi i tifosi del Foggia penso che stanno già smaltendo no, poi è bello, già allontanando dallo stadio pacifico, cioè nel senso non c'è, ma deve essere così, dai. Però sai cosa è brutto, che ultimamente vedi tante sceneggiate anche nelle invasioni di festeggiamenti. No, ma qua non ci può essere, perché ce la aspettiamo da troppo tempo e ce la si merita. Cioè, questa è una partita senza polemica, cioè se era andata rigore netto, fallo di mano, non l'hanno neanche fatto rivedere, non ci sono state... loro sono calati al suo tempo, noi gli siamo andati sopra. Il fallaccio alla fine è una partita anche tutto sommato, anzi gli abbiamo fatto passare tra virgolette liscia, perché poteva andare a rissa molto più pesante. Adesso chiedo istruzioni anche alla regia su cosa faremo, se andiamo avanti, quanto andiamo avanti, cosa facciamo. Ma penso che adesso tutti vogliano andare un po' a festeggiare, sia chi ci ascolta che noi stessi. Non so se Fausto ci sente. No, sta recuperando le energie. No, volevo chiedere adesso, attendiamo istruzioni. Tanto vediamo bellissime le immagini che giungono. Attendiamo istruzioni dalla regia. Ma Albino l'abbiamo sentito, no? Albino c'è ancora, avete chiamato Albino? È vivo. Stai chiamando Albino? Ok, no, per capire poi dopo anche quanto andiamo avanti. Time out, torniamo fra un minuto con Albino. Amore, che fantastica vacanza, che panorama meraviglioso. Il Costa Marina è stata la scelta migliore. Sai qual è la mia parte preferita? Quale? Cenare insieme al sole che si tuffa nel mare al tramonto. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. costamarinapeschisi.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar.
No, sì, no. Siamo in diretta? Non risponde. Allora cosa facciamo? Proviamo con Matteo? Intanto, allora... Intanto dove finire la barra. No, mi assento un secondo. Se arriva Matteo, sentilo tu un secondo. E che facciamo? Dove sta andando? Domande. No, devo andare a prendere il caricabatterie. No, però adesso si vede anche il Riga Monticeppi. Io quello che mi chiedevo anche, a parte tutto il resto, ma come posso dire, lo stadio per la Serie B. Ci sono tante incognite adesso. Infatti, perché tante. Sinceramente, come posso dire, quando fai queste cose, tanto adesso non so perché io provo, scusate, provo sempre un certo somma gioia nel vedere quelli che esultano e poi noi che li battiamo, provo. Vabbè. No, ma l'Epo ha fatto più gol forse nei playoff con l'Ecco che tutta la sua carriera, no? Tipo più o meno. A Foggia se lo sognano anche di notte. Sai che lo comprano l'anno prossimo l'Empore. No, perché io tutte queste cose che uno dici non ci penso, perché se non succede per lo stadio penso che riesci. No, perché oggi era bloccata e per oggi era bloccata mezza città. Sì. Vabbè, ma tu giochi a sabato alle 2 dopo. No, la B è sabato alle 2 e poi fanno un posticipo alle 4:30. Vabbè, intanto salutiamo l'Eco Sandora, va benissimo. No, adesso saluti da Rotterdam. Andare dove? Noi ci siamo, non più. Che ci frega delle omessi, noi ci abbiamo le pure. No, però mi piace adesso. Braccio dalla Germania, Walter. I titoli della trasmissione, noi ci siamo. No. Ciao. Allora, intanto ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito tantissimo anche durante tutta la stagione, perché ci stanno seguendo ancora tantissimi adesso. Stiamo in attesa di collegarci con il Riga Monticeppi, con i nostri inviati stasera. Allora, intanto trovate già la cronaca con le foto di Matteo in aggiornamento alla gallery. Sentiamo chi c'è. Albino? Mi sono sempre detto Albino? Nella vita riuscirò a vedere. Vediamo se c'è. Serie B. Eccolo, Albino! Sì, sento meglio. Eccoci adesso. qua, Albino, finalmente Serie B. E lo possiamo gridare, lo avete gridato di Riga Monticeppi, un momento, uno di quelli che, Albino, rimangono nella storia, impressi nella memoria di tutti. Aggiungo che siamo stati più forti c'era in tribuna Franco Ordine, in tribuna stampa, no, al quale io ho detto semplicemente che certe cose per i giornalisti come non mi aspetto di vederle scritte, no. Ha fatto una faccia un po' schifata, ma non mi interessa. Allora, più forti del giornalismo di parte, più forti delle interrogazioni parlamentari, più forti dei leoni della frontiera, più forti di quelli che fanno stampa fake news come se fossero noccioline, no, più forti di tutto, più forti della spiga. Questo è un elenco veramente fenomenale. Assolutamente, bello andare così in Serie B, Albino, in maniera netta, come dici tu in questa partita, ma soprattutto farlo con un percorso nei playoff che non potevamo nemmeno immaginare nei nostri migliori sogni. Perché io sfido a qualche, cioè tutti ci speravamo, chi ci credeva all'inizio dei playoff. No, certo, ma si parte da più lontano, si parte dall'inizio stagione in cui su 100 tifosi 100 pensavano che avremmo avuto delle difficoltà a salvarsi. Io ero uno tra questi, voglio dire, non mi rispondo. Ogni tanto. Tra l'altro, Albino, tu poi lo recuperi da YouTube, ti sei perso il momento più alto della web TV degli ultimi 20 anni, Steche a cui tagliamo la barba in diretta. Quindi, ecco, bene, benissimo. Cioè, è stato veramente un momento epico. Però no, si diceva... Dimmi Albino. Direi che ci guadagna però, Ci guadagna, hai detto. Ha detto che ci guadagna. No, però noi abbiamo citato Albino perché giustamente anche tutti i momenti, fatemelo dire, della merda mangiata negli ultimi 15 anni, che sono stati tanti, sì, anche di più, dico, faccio proprio gli ultimi, fai anche 30, però dicevo gli ultimi 15, perché poi sai, vai a ritroso nei 30, trovi anche delle altre promozioni, ma insomma proprio negli ultimi 15 anni le 2 retrocessioni, il semifallimento, il rischio di fallimento prima con Cava, poi il tribunale, poi Olginate. Poi ragazzi, voi non potete immaginarvi quante facce che io non ho mai visto negli ultimi 30 anni. Una marea. C'è gente che è venuta ormai che gli ha preso la passione in questi playoff, è stato un campionato d'estate impazzita. Questo è buono anche per il futuro, no? Perché bisogna portare
diciamo fidelizzare nuovi utenti, tra virgolette, diciamo così, di tutto, del mondo Lecco in generale, quindi oltre ai tifosi storici e chi ha seguito negli ultimi anni sempre la squadra, quindi questo sicuramente è un momento molto importante anche per la città, Albino, perché queste diventano volani e opportunità unici. Assolutamente, turisticamente parlando è un volano incredibile. Poi in visione mondo, guarda che io ho notizie di gente che sta fondando dei centri dell'Ecco a Toronto e un altro nel Wisconsin. Assolutamente. Bernardeschi lo sta facendo a Toronto, pare. Allora aggiungo che ho visto Fracciola che mi ha abbracciato e che penso che tornerà lei. Mi auguro anche. Sì, diciamo che è probabile, diciamo che è probabile. C'è molto di suo in questa squadra. Sì. Costruita comunque l'ossatura negli ultimi 3 anni, /2, e poi perfezionata. È difficile anche trovare Albino un giocatore che su tutti, chiaro, l'Epore nei playoff, no, questo ci manca. Però quest'anno veramente nel corso della stagione difficile trovare uno. Forse ognuno al suo. Ognuno si prende poi tipo io ci dimentichiamo il campo. Stasera vai a casa così. Ci dimentichiamo lo stadio tipo il Pergo Crema, giochiamo di sabato, ragazzi, abbiamo le domeniche libere. No, cambia tutto, è sicuramente un altro mondo, insomma. Ma poi speriamo che possa essere un punto di partenza. Adesso no, certo, adesso direi che non è poco quello che abbiamo fatto fino adesso. Vedremo cosa fa il comune, perché qui ci sono dei lavoretti da fare anche. Certo, bisogna sistemare stadio, viabilità e un po' tutto, no? Perché è bello aver iniziato anche i muri esterni, che sembrano la catapecchia per vedere. Tutto, bisogna far tutto di blu celeste o di grigio con le righe blu celeste che scorrono su tutto il perimetro. Io ho una vita che lo dico, ragazzi. Perché bisogna trasformare veramente questo stadio, che già lo è, in un gioiello. Allora, e poi dopo non so se hai visto il mio articolino sul pre-partita. Sì. Ho coniato ho ricopiato il nido delle aquile. Benvenuti nel nido delle aquile. Assolutamente sono arrivati gli strapotenti foggiani, si sono andati con le pive nel sacco. Diciamo che sì, proprio bello è stato anche questo, cioè vince in maniera netta, non c'è spazio per nessun tipo di recriminazione oggi, quindi direi che più che con le pive nel sacco se ne sono andati con i pomodori nel sacco, quelli vero. Momento davvero storico, unico, da ricordare, che viene impresso nella storia del Lecco. E abbiamo detto, Albino, c'è anche, va riconosciuto, l'abbiamo riconosciuto, insomma, il merito, la gestione di Nunno, due promozioni dalla D alla C nel giro di 3 anni. Assolutamente, io ho avuto, dalla D alla B, scusa. Ho avuto in diretta con lui proprio grazie a tutti una diatriba verbale, secondo me giustificata all'epoca, però sono anche prima a riconoscere che questo uomo ha fatto quello che doveva fare, quindi ha fatto le mani e divento un suo passo sicuro. Certo, perché entra comunque nell'immaginario collettivo dell'Ecco, nella storia dell'Ecco, certo, perché sono 2 i presidenti che ci hanno portato in Serie B. Uno è, insomma, Mario Ceppi, non c'è bisogno di ricordarlo, cioè, nel senso, lo ricordiamo sempre ma non c'è bisogno di dirlo, e l'altro è di Nunno, quindi certo. PDN ci porta dalla D alla B in 3 anni, quindi bravissimi tutti quanti davvero. Albino, niente, noi ti lasciamo adesso, non so se ci saranno interviste, non lo so, c'è un macello. C'è un macello. Si aprono la sala stampa. Va bene Albino, dai, Serie B. Grazie Albino. Ciao. Un abbraccio. Allora, noi rientriamo in studio, intanto pensando all'Epore, tra l'altro. Chiedo in regia, non so se c'è qualcun altro, qualche collegamento da fare, adesso Fausto poi ci farà sapere. Volevo tornare un attimo col mister sul discorso dei giocatori che secondo te comunque su cui puoi costruire l'ossatura, che mi interessava un po' focalizzare questo. Come ti dicevo prima, secondo me Melgrati può essere un portiere che può anche fare la Serie B per quello che ha fatto vedere quest'anno. Dietro sicuramente Battistini e Segliak possono diventare 2 giocatori importanti. Ricci, poi bisogna capire perché poi Bianconi è giovane anche Bianconi. Io ti dico quelli che secondo me possono essere un po' l'ossatura, poi gli altri magari possono starci, però dobbiamo calcolare che comunque andiamo a fare un campionato diverso.
e Galli sicuramente, Girelli è in prestito con la Cremonese, come Zuccone in prestito, sono due giocatori che comunque nella rosa secondo me ci devono stare, poi giocare titolari è un altro discorso. Giudici e Lepore sono due che comunque su cui si può fare affidamento, anche se Lepore anche se avrà un anno in più, però sicuramente è un giocatore che la B la fa sicuramente a occhi chiusi. Se la gamba è questa. Sì. E qualche dubbio in più davanti, dove magari Buso se sta bene con questa accelerazione può starci, Pinzauti secondo me farebbe un po' fatica, e dopo sugli altri bisogna capire che comunque non è che puoi cambiare 20 giocatori, qualcuno può rimanere di complemento, però secondo me 4-5 giocatori di categoria vanno presi. Sicuramente davanti devi avere una punta che ti possa garantire. Tanto Beppe vuole che c'è mancata tanto di stessi incolli sui capelli, la barba sui capelli. No, faccio il ciuffo. Abbiamo un audio? Sentiamo Roberto Cardarelli, figlio di Amos Cardarelli, leggenda della Serie A del Lecco. Una grande squadra e gioca benissimo. Grande, Amos sarebbe emozionatissimo. Ciao ragazzi, grande vittoria. E allora abbiamo sentito benissimo e con grande piacere anche le parole di Roberto Cardarelli, lo ricordo, figlio di Amos Cardarelli, difensore del Lecco negli anni 60 della Serie A, che continuate a seguirci perché ci sarà anche un secondo episodio del nostro libro Per sempre blu celesti, e vi posso già anticipare che ci sarà anche lui. Qui ne abbiamo uno però, Fabio Cardigno, io passerei ancora a lui la parola, Fabio, perché allora anche nella testa di giocatori, no? Abbiamo detto durante la stagione, a un certo punto proprio giocatore, ancora mi vedi ancora giocatore? Io ti vedo ancora giocatore. Sarai un grande allenatore. No, ma anch'io mi vedo ancora giocatore, cioè di testa. In questi ultimi 20 anni ti ringrazio, Fabio sei stato anche un po' a volte quello che ci siamo un po' attaccati, in quel periodo là, diciamo dopo è andata. Non ne abbiamo avuti tanti negli ultimi 20 anni da cui potevi aspettarti la giocata che decideva la partita. No, ma io intendo proprio a un alto livello, in quei primi mesi. Dici di difficoltà. In quei primi mesi che c'era certa gente, io guardavo Fabio in campo e basta per fidarmi di qualcuno, quindi sinceramente chi era passato anche in quei primi mesi lì, ricordiamo. E quindi insomma ti volevo chiedere, Fabio, a un certo punto inizia la stagione, va via Tacchinardi, sei sul fondo della classifica o quasi, cosa scatta poi? Perché hanno preso coscienza partita dopo partita fino ad arrivare poi a questi playoff. Avremmo battuto anche il Manchester City probabilmente. Con Foschi abbiamo giocato bene subito, e quello anche stato impressionante. Ma giocando, cioè è stato vedi, la prima cosa che ti viene in mente dici che quest'anno è dura. Quando va via un allenatore e arriva un altro, dici comunque ti devi rimettere dietro, non è mai facile, anche perché poi l'allenatore che arriva con le sue idee, e può darsi uno che stava giocando, inizia a non giocare, si creano dentro gli spogliatoi delle situazioni comunque che di malumore. Però sei un professionista, lì sei comunque in Serie C e devi pensare sempre a giocare, a fare bene, perché ti devi mettere sempre in mostra. È dura, poi Lecco non ti dà neanche un momento per dire no vabbè è finita quest'anno, arriva l'allenatore nuovo, no, non te lo puoi permettere Lecco, tu devi cercare sempre di dare il massimo e cercare di tirarti fuori il prima possibile da quello che sta succedendo. Ma non è che per esempio magari per il tipo di squadre di giocatori, l'abbiamo poi visto durante tutta la stagione e anche nei playoff e anche oggi, un allenatore magari così carico, che ti spinge, che deve fare come Tacchinardi, non è esattamente Foschi, un Ancelotti tra virgolette, che calma tutto e gestisce la squadra. Loro si sono trovati molto più a loro agio. C'è grande merito comunque, diciamo, di Foschi, c'è merito perché qualcosa ha cambiato anche nei giocatori. Poi devi capire anche che giocatori hai. Se hai molti giovani, cioè Giudici, metterli, lo dicevamo tante volte, Giudici non è, perdonatemi, il cuor di leone che va a fare la battaglia, infatti, ma è uno che fino alla fine, però è uno come forse l'unico un po' Lepore, lui fino alla fine non molla. Posso aggiungere una cosa? Vai, allora, mister.
Il merito di Foschi è stato comunque di aver puntato sul modulo ed aver ridato un po' l'identità alla squadra, cosa che con Tacchinardi si era un po' cambiato, un po' a 4, un po' a 3, e poi diciamo, per dare anche merito a Tacchinardi, comunque la sua gestione è stata anche un po' zoppa di tanti giocatori che erano infortunati, la squadra non era. Cioè, diciamo che l'arrivo di Foschi è combaciato anche con il rientro di Galli, con il rientro di altri giocatori che hanno iniziato, questo non per togliere il merito a Foschi, però neanche a dare tutte le colpe comunque a Tacchinardi, che ha pagato un inizio di campionato dove non era il Lecco sicuramente che abbiamo visto alla fine. Lui è arrivato, non c'era la squadra, mancavano dei giocatori, è andato un po' in confusione, magari tante volte cambiando un po' troppo assetto da un tempo all'altro, a 4, a 3. I ragazzi molto probabilmente questo voler un po' troppo cambiare l'avevano un po' sofferto. Foschi è stato bravo, è arrivato, ha detto io gioco così, tu giochi così, questo è quello, i ruoli erano quelli, e ha dato un po' quelle giudici Zambataro che giocavano a destra, a sinistra, poi ha capito abbiamo passato tanto a dire no, però ha dato un'impronta, cioè non ha continuato a cambiare. L'unica era vedere Foschi se le cose gli andavano male, cosa succedeva, cioè ad esempio sbagli 2 o 3 partite, se aveva sempre, credo di sì, perché vedendolo è un mister che ha la sua idea e continua con la sua idea. Anzi, ha tirato fuori Tacchinardi subito, ha preso appena ha sbagliato qualcosa a cercare di cambiare, ha cominciato a cercare un po' di confusione. Bisogna vedere Foschi se andava male le cose, cosa succedeva. Invece secondo me molto probabilmente teneva la sua linea. L'ho detto tante volte, nelle partite non c'era lo scatto in positivo, ma neanche negativo. Cioè, all'andata a Foggia prendi il gol dell'1-0 sotto quella curva, Capuzzi, no, basta. Invece no, con calma, oggi uguale. E secondo me il merito grosso di questa situazione va ad Andrea Malgratti, perché è stato bravo a capire che questa squadra negli anni aveva sempre fatto quel tipo di gioco. Perciò quando è arrivato Foschi sicuramente gli avrà dato, forse da D'Agostino gli ha dato secondo me il consiglio giusto, che era secondo lui la strada che il Lecco doveva trovare per tirarsi fuori da una situazione che comunque non era e Foschi è stato bravo a fidarsi di Andrea, perché poi alla fine Andrea è stato, ve lo posso dire perché è una cosa che è la verità, perché il gruppo comunque ha stima di Andrea, anche se non è ancora un allenatore che può farlo in prima, perché non ha i punti per andare a capitano, ma diventerà un grande allenatore perché è bravo, sa leggere le partite, vede il gioco, vede i ragazzi, sa premiare chi sta bene. E Foschi, secondo me la sua forza è stato comunque fidarsi capace di fidarsi del suo secondo, cosa che non è da tutti, e di riuscire a tirar fuori poi il meglio un po' da tutti i giocatori, perché alla fine gestire un gruppo non è facile. Sono venuti buoni i Martorelli, i Bianconi, gli Stanga, vuol dire che abbiamo detto ma che c'era nei playoff, cioè, ma chi però adesso parlando anche di oggi parlando anche di Serie Dudu è entrato oggi con uno spirito, ragazzi, Trento, da guerriero, dopo Trento Dudu era un giocatore finito. Sì, eppure lui non l'ha mai mollato. Tanto Cosimo, un saluto da Canosa di Puglia, la famiglia è presente di non festeggia con voi, un caro saluto Cosimo. Romano, il merito va diviso fra tutti i giocatori, allenatore e staff, certi risultati si ottengono solo se esiste un gruppo affiatato. Cristian, cioè tant'è vero che di quel gruppo qua non sai neanche chi è il capocannoniere. Tra l'altro anche quella roba lì è una cosa... Pinzauti con 8 e Buso con 8. Sì, forse anche Buso, poi con quello dei playoff è arrivato 8. Che non c'è la punta proprio. Lord Penna, in Serie B partirete a fari spenti, è meglio così, guardate le neopromosse dell'anno scorso. Questo è vero, perché nessuno ti calcola, puoi fare un bel campionato, oppure devi comprare per forza chissà che giocatori devi vedere un attimo, devi sbagliare la punta. Intanto ma la punta ce l'abbiamo già, Giuseppi. Se sta bene sì. Per la B secondo me un anno fermo, no,
ti dico la verità, no, ma non perché non ho fiducia. Salutiamo anche Mabuse che ci fai complimenti. Foggia ha ceduto fisicamente, Scanetti tutte e 3 partite non ha inciso, ma Rossi non può reagire in quel modo, mica può andargli sempre bene con gol al 120esimo. Partite sono così, purtroppo per i foggiani. Insomma, per anche questa roba qua dalla Serie B, per dire direttore. Credo che ci vorrà un direttore. Certo, ci vuole un direttore assolutamente. Poi Albino citava Fracchiolla, che può essere anche che torni. Può darsi che torni Fracchiolla. Grosso del lavoro. Tanto volevo interrompere solo un attimo anche Fausto mentre mangia il panino, no? Perché forse c'è un audio, mi dicevi. Cristiano Giaretta, sentiamo anche l'audio di Cristiano Giaretta, ragazzi, un altro grande ex bluceleste. Ciao Ivan, ho seguito la partita con trepidazione da lontano, non ho potuto seguirla in diretta qui a Londra e sono emozionato, davvero una cosa bellissima, una favola molto bella, una pagina storica per il club e per la città, contentissimo per tutti i tifosi che li conosco quasi tutti, la gente si merita questo, si merita finalmente un palcoscenico importante, molto importante dopo 50 anni. Un bellissimo sogno, veramente, speriamo che questo sogno non finisca più, che continuiamo a sognare. Un abbraccio a tutti e forza Lecco. E allora abbiamo sentito anche dal grande ex capitano Cristiano Giaretta, primo capitano. I complimenti per questa promozione. Lucido, perché vabbè, anni 80 qualcosina ancora l'ho già visto. Un altro dei grandi per sempre blucelesti. Prendiamo un piccolo break, poi torniamo. Da più di 40 anni il nostro obiettivo primario è la soddisfazione del cliente. Impresa di pulizie Il Quadrifoglio. Operativi in tutta la provincia di Lecco e Monza Brianza. Specializzati nella pulizia di condomini, uffici, aziende, appartamenti e pulizia di vetrate di ogni dimensione. Inoltre si effettua servizio di sanificazione. Tutto questo è reso possibile dal personale qualificato e fidato. Contattaci per una consulenza e per un preventivo gratuito. Massimo e Michele Biscotti avranno la soluzione perfetta per ogni tua esigenza. Impresa di pulizia Il Quadrifoglio, in via Bruno Buozzi 2, Lecco. Info al numero 392 17 25 424 o ilquadrifoglioimpresadipulizia.com. Poi scusa, andiamo adesso. Eccoci. Adesso Fabio Cardino torna a casa e ci fa l'audio. Salutiamo Fabio Cardino. Tu stai andando, Fabio? Vado. Vi grande saluto. Fabio. Grazie mille. Bene, dai. Grazie mille. Fabio va a festeggiare. Dai, ci sentiamo. No, assolutamente. Non c'è problema. Dai. Dai. Posso salutare, dai, vi lascio continuare. Con Fabio. Vi saluta tutti. Aspetta che non sono stato capace di fare foto. Aspetta. Cosa devi fare, scusa? Mi ha chiesto una foto con Fabio. Ah, ok, scusa. Quindi noi intanto siamo in diretta, ragazzi, ma succede di tutto. Facciamo la foto con Fabio. Tanto leggo, Daniele è veramente l'unica squadra attrezzata al salto di categoria del Crotone. Purtroppo è successo qualcosa nello spogliato da quasi 8 milioni di montengaggi, peccato. Sì, sicuramente erano tante le squadre che erano favorite all'inizio, il Cesena, il Crotone, e poi insomma faccio un po', vediamo. È andata in maniera diversa. Il Lecco arriva sicuramente in questa Serie B, ci arriva, come abbiamo detto, da underdog, da squadra che non era assolutamente pronosticabile alla fine del percorso così difficile e duro dei playoff, ed è ancora più bello essersela guadagnata così. Alle mie spalle intanto si vengono immortalati questi momenti unici, irripetibili. Se vuoi giocare bene, se vuoi giocare ancora. Tanto qua ci sono anche delle trattative qua dietro di mercato, intanto. No, vecchio no, però non lo so. Allora, a breve noi avremo un collegamento con un altro ex grande bluceleste che vogliamo sentire in questo. Salutiamo, un abbraccio anche a Daniele che ci fa gli auguri da Crotone. Vogliamo sentire, mentre intanto arrivano anche qua, si sboccerà a breve. Abbiamo Aldo? Non lo so. Aldo, ciao, sono Stefano, ciao carissimo. Un abbraccio, Aldo Sensibile qui con noi in diretta. Siamo felici, veramente. Aldo, una gioia incredibile, tu avrai seguito la partita, insomma, descrivici un po', tornare dopo 50 anni in Serie B. Ma pensa che
cioè io stavo a Brindisi e venimmo a giocare a Lecco nel 73, no? Grazie Lecco della giornata. quindi è da 50 anni che Lecco quell'anno ciao a tutti e niente, ritornare in Serie B è una grande soddisfazione, ma io sono contento veramente perché la storia, la città di Lecco non merita questa categoria, merita questa categoria. Assolutamente, noi pensiamo a tutti, anche i giovani, mi ci metto dentro anche io, no? Aldo, io 44 anni, non ho mai visto la Serie B del Lecco, tutte queste generazioni che... Bravo, io vedevo tutta quella tribunetta dietro la porta, piena, ho detto a mia moglie, che è lecchese, no? Perché io mi sposai a Lecco, ho detto guarda, quelli sono tutti ragazzi che non hanno visto mai la Serie B, quindi ben per loro che vedranno la Serie B, ma voglio fare proprio un plauso proprio al presidente di Nuno, la famiglia di Nuno, assolutamente, perché io non ho avuto il piacere di conoscerti, ma devo dire che hanno lottato come la loro squadra, ecco, perché io ho sentito le difficoltà, i problemi che c'erano ogni anno e si sono fatti carico economicamente di pesanti fardelli, e quindi è il giusto premio, e poi anche per Foschi. Assolutamente, fa un capolavoro. Foschi, addirittura io l'ho conosciuto in un ritiro che venne come calciatore da me, poi non se ne fece niente, ma capì subito che era un bravo ragazzo e una persona veramente preparata come persona, e quindi è un bel merito. E poi c'è l'altra cosa, sono felice che un leccese è stato l'Empore decisivo, sì. Quindi vuol dire Lecce e Lecco vanno a braccetto, ecco perché poi ho giocato anche mio figlio Pasquale, no? Assolutamente. È tutta la storia. I miei figli sono nati là e quindi ci tenevo in modo particolare. Tu sei profondamente legato a questa città, Aldo, lo sappiamo. Sì, quindi, tra l'altro, ecco, abbiamo sentito prima il figlio di Amos Cardarelli, Roberto, e ho detto che anche Amos sarà nel prossimo nostro libro dei 50 per sempre blu celesti, il secondo volume, e ci sarai anche tu. Colgo anche l'occasione, visto che me ne sto occupando ancora io, quindi anche tu sei stato inserito in questi altri 50 blu celesti. Aldo, io Amos l'ho conosciuto, è una grande persona anche lui. Aldo, un grandissimo abbraccio ancora, ti ringraziamo per essere stato, per averci riservato anche un momento in questa gioia e averla condivisa con noi. Io guarda, in pochi anni mi sono passati Angelo Piccioli, Angelo Longoni, Gonzeglio, il presidente Cetti, grande presidente, tantissimi nomi che hanno fatto insieme a te la storia della nostra gloriosa squadra. Lasciamelo dire, perché in questa settimana ci siamo sentiti dire una piccola realtà, squadra senza il Lecco, una grande storia, oggi ha scritto un'altra grande pagina di questa storia, e lo diciamo con orgoglio. Molti non sanno quello che ha fatto il Lecco, quindi felicità, veramente tanta felicità. Grazie Aldo, grazie mille, un abbraccio da parte di tutti noi. Ciao. Forza Lecco, ciao Aldo. Ciao. Allora salutiamo anche Aldo Sensibile. Allora qua è arrivato il momento adesso di sbocciare, perché abbiamo, aspetta, se magari inquadriamo Fausto, viene anche Fausto con Grazia. Mi raccomando, tienilo, perché poi qua sicuro succede patatrac. E il mister è Serie B, e c'è il brindisi, ragazzi, il brindisi per chiudere la trasmissione. Spasso a ste. Grazie. Mi raccomando, scriveteci se volete delle reliquie, la barba di Stefano, perché sennò va dappertutto. Pieno di barba, i ciuffi delle reliquie sono imperdibili, ragazzi, imperdibili. Allora siamo pronti adesso, noi chiuderemo con il brindisi. Tutti. Con lo stadio ci penseremo, ragazzi. Serie B. Ecco. Ciao ragazzi, grazie per averci seguito. Noi ci vediamo l'anno prossimo a settembre, tra un mese e mezzo, a settembre. Ciao ragazzi, godete come se non ci fosse un domani. Però Fausto è qua, se non va. Gli altri invece? Gli altri da telefonare? Ah, ma chi è che c'è ancora da telefonare? Se vuoi un paio. C'è un paio? Vabbè, allora andiamo avanti un attimo ancora. Francesco Raggi. No, facciamone uno almeno, due, dai. Ma sì, rientrate secondo tempo. Stefano. Ciao ragazzi. Grazie mister. Ci si aggiorna. Ciao Matteo. Festeggiare con grande.
Ciao mister, grazie mille. Sentiamo. Ciao Fabio. Ciao Ste. Noi salutiamo in diretta, rimaniamo qua e Ciao. Scusa, in Serie B abbiamo tra le altre c'è la Feralpi Salò. ritroviamo la Feralpi Salò, ragazzi. Non è perché ha i soldi, però quest'anno non c'è stata così nettamente superiore. Ha vinto, No, assolutamente. Perché noi abbiamo avuto quella fase in cui dicevi: ma cacchio, però ci crediamo veramente alla Serie B, almeno. Però poi, tra l'altro, anche questi playoff io li ho iniziati come al solito dicendo: ma sti playoff non è che dopo 20 minuti d'Ancona siamo già 0-3, come ci è spesso capitato, perché comunque eravamo arrivati anche lì in campionato quasi a giocarci la vittoria e poi abbiamo mollato, ma sempre in quel mood in cui non subivamo le batoste ma non creavamo neanche i picchi di gioia durante... Vero. Ma anche ma se poi andiamo a rivedere bene anche le partite di questo post stagione, chiamiamolo così, dei playoff, anche nelle vittorie in rimonta non abbiamo mai fatto delle fiammate, abbiamo sempre come attutito il colpo e poi dopo con calma, pian piano, come dicevi tu giustamente, siamo saliti e con le armi che abbiamo, che sono Buso un po' in contropiede, oppure con qualche giocata dagli esterni, Giudici, gli inserimenti di Girelli, tanto Lepore in questi playoff, e poi ecco l'altra cosa, oltre a questa calma nel giocare, tanto abbiamo forse non so chi è, Fausto. Francesco Raggi, ciao Francesco, ciao grandissimo. Allora un altro grande blu celeste a darci il suo saluto. Francesco, un'emozione, descrivicela un po', guarda, vedere il Lecco un'emozione unica per me a 300 km davanti alla televisione incollata, è stata un'emozione unica. Voglio fare i complimenti veramente a un gran pubblico, io non avevo dubbi, Lecco sono grandi. Tu da dove l'hai vista? Dove sei, a Terni? Alla squadra, all'allenatore, hanno fatto una cosa incredibile, no? Perché tra l'altro abbiamo sottolineato da una squadra che all'inizio dell'anno nessuno si sarebbe aspettato, ma neanche no? Ma è partita come outsider, ha fatto un cammino straordinario, ma questa è una squadra, queste sono persone che vanno ricordate per tutta la vita calcistica della Calcio Lecco, cioè hanno fatto qualcosa di straordinario, che forse ancora in questo momento magari uno non si rende tanto conto, ma è una cosa straordinaria, e lo dice uno che oltre ad essere legato affettivamente a Lecco, lo dice uno che a 600 km di distanza l'ha vissuta come se fossi lì. Io quest'anno, guarda, ti voglio fare una curiosità. Io siccome alleno una squadra e ho vinto il campionato di promozione per salire l'eccellenza, ho pianto 2 volte, quando ho vinto il campionato e quando la sera ho vinto il Lecco. Per cui assolutamente. Ci tengo a questa città che mi ha dato tantissimo, ho vissuto 20 anni lì, poi sono spostato un po' in giro. Vabbè, poi insomma dopo Lecco sei rimasto qua in zona con lo Giono, poi con altre squadre, no? Cioè, quindi sempre lì, sei sempre rimasto qua. Sono stato sempre lì con voi, qua è sempre lassù. Complimenti veramente a tutti, perché poi ho avuto un pubblico straordinario proprio. Ha risposto in pieno, ho letto un po' di polemiche, ho letto un po' di... Sì, c'è stato un avvicinamento, insomma... Ma sì, ho letto un po' di cazzate... Ci sta un po' tutto, sì, ma sì. Dell'arbitro, non l'arbitro, ma nel calcio parla solo il campo. Quando poi, bravo, quando si è più forti di tutto e di tutti, insomma, va bene così. Forte. A parte i primi 20 minuti dove ha sofferto un pochino, magari un pochino per tensione, per l'importanza della partita, ma poi non c'è stata storia. Non è che stata proprio assolutamente storia, ecco. Assolutamente, vedere anche un Rigamonti Ceppi, Franz, pieno così di gente, cioè... certo, è veramente stata veramente una grande cosa, una gran bella cosa che Lecco se la ricorderanno per anni, e se lo meritano la città, se lo merita il mister Andrea Malgrati, che conosco, è stato che ha fatto anche lui. Malgrati sta crescendo tantissimo, no, come allenatore, vice, ma insomma si vede già un domani da allenatore. Guarda, per vincere un campionato di Serie C da outsider, senza il favore del pronostico, senza tante credenziali, vuol dire che hai fatto qualcosa di inimmaginabile. Straordinario. Complimenti veramente a tutti. Grazie Francesco, allora noi ti ringraziamo per essere intervenuto, ti ricordiamo sempre con piacere
visto che abbiamo sentito altri grandi ex blucelesti, annuncio che anche tu sarai nel prossimo libro, il volume 2 di Per sempre blucelesti. Grazie mille, quindi onorato e orgoglioso di dire. Assolutamente, l'anticipo. Del bluceleste, grazie. Lo anticipo. Grazie Francesco, un abbraccio. Grazie a tutti, ciao. Complimenti ancora. Grande Ciao Franz. E allora abbiamo sentito anche Francesco Raggi, insomma indimenticabile fantasista lecchese e bomber, perché poi lo diventa anche nella seconda parte della sua stagione, anche dopo quando va diciamo Giona fa caterve di anni gol. 80, anni 90 è stato un po' uno dei giocatori simbolo. Giocatori simbolo, perché magari anche in categorie, no, un po' inferiori. Poi classico Lecco criticato. Però giocatore di classe, di tigna anche. Amato, odiato. Perché era giocatore di classe, di tigna, di nervi, ma dalla giocata. A Lecco sai che c'è sempre. Siamo sempre un po' complicati. Allora, adesso non so chi c'è, magari facciamo un altro collegamento, sentiamo dalla voce mentre in città si festeggia sullo sfondo, noi sentiamo, mi raccomando, tutti in piazza stasera, perché immagino che ci sarà una grande festa in spiaggia, sì scusate, in piazza, in spiaggia magari anche sulla spiaggia, non so, della Badia, della Malpensata sicuramente no, però sul lago si festeggia in tutta la provincia, ragazzi, perché è un momento indimenticabile. Fausto, adesso magari chi c'è? Lele Ratti. Chiamiamo Lele Ratti e chiudiamo con lui questo giro doveroso che ha traghettato, c'è sempre stato. Perché lui poi sottofondo. Da giocatore ti dirà di no, ma anche da allenatore, perché ci sono stati momenti in cui allenava, lui non lo vuole dire mai, però uno dei momenti topici è stata appunto la panchina di Como, dove nessuno voleva andare, chi c'era? C'era Lele Ratti. Non ce l'ho adesso. Non ce l'abbiamo. Provo con Zandegù, però lasciami E allora proviamo con Zandegù. Faremo poi dei casi. Sì, faremo poi di audio. Faremo poi dopo dei. Sto pensando anche di capire meglio, cioè, perché sinceramente non so voi, io non sto ben, non ho ancora ben, come posso dire? Nessuno, niente, chiudiamo allora la diretta. Nessuno nel senso, nessuno sa cosa. Scusa, no, pensavo che non c'era nessuno. No, giusto, dicevo, realizzare, ma rendersi conto di quello che hai fatto ci vorrà un po'. Ci vorrà un po', perché allora noi non siamo abituati, purtroppo non siamo abituati a focalizzare Serie B. Quando giravamo i campi di M. Ma io mi ricordo chissà un giorno a Mapello che non arrivava la presa perché era troppo alta il gradone, forse solo Mapello. Piacenza non Garilli, Piacenza pro Piacenza con i tubi sul trabattello da fuori, che avevi paura crollasse. Vabbè, comunque a Sondrio io mi ricordo in mezzo a loro che io avevo la cuffia e c'era la gente che passava e mi tirava il cavo della cuffia, quindi io partivo. Grazie. Allora, vediamo, facciamo un ultimo tentativo adesso con Lele Ratti, mi stai dicendo, no? Non c'è. Con Zandegù. No, ma poi diciamo, posso dirti che è quasi stato gli ultimi 40 anni, è come se fossero stati qualcosa di, non so come dire, un'entità unica questi ultimi 40 anni di Lecco. Sì, abbastanza. Poi con gli alti e i bassi, ma c'è sempre stata quel mood. Ti mando così fate due chiacchiere. Ciao, buona serata. Ecco che arriva forse. E allora abbiamo in collegamento Maurizio Zandegù. Ciao Maurizio. Bene, sono non felice, Ti sei con la direzione della partita mi sono caricato sullo stesso e poi il risultato, veramente un'emozione indescrivibile. Dopo 50 anni di vedere i colori blucelesti in un campionato il prossimo che è quello vero. Assolutamente Maurizio, una gioia indescrivibile, siamo contenti di sentire anche te, perché insomma tu fai parte di quell'Lecco che ci ha dato forse negli ultimi 50 anni le ultime più grandi soddisfazioni, con la conquista anche di 2 trofei in quell'anno, Coppa Italia semiprofessionisti e il torneo anglo-italiano. Questo è un momento paragonabile, no? Se vogliamo, Maurizio. Penso proprio di sì, perché in effetti il calore del pubblico, la città che è cresciuta costantemente partita per partita, devo dire che per proposta sono molto fortunato, perché riuscire dopo 50 anni, mezzo secolo, a rivivere ancora emozioni di questo tipo mi fa veramente piacere.
Assolutamente. Maurizio, io non so se tu poi hai avuto modo di seguire un po' il Lecco durante tutta la stagione, l'abbiamo sottolineato più volte, è il capolavoro dell'allenatore, della proprietà e dei giocatori, perché è una squadra che è cresciuta prendendo confidenza nei propri mezzi durante partita per partita. Guarda, io la squadra la seguo sempre con piacere, ho visto anche diverse partite, l'ultima che avevo visto era quella della vittoria a Renati in trasferta, sì. Era una delle ultime partite della regular season, e sono molto contento per Foschi perché ogni giocatore comprato, sia quelli che sono scelti i primi 11 e poi nei campi è stato veramente efficiente, perché si vede che i giocatori hanno fatto veramente un capolavoro con il Slovenia, si pensa una cosa molto molto importante. Assolutamente, assolutamente. Adesso si aprono prospettive nuove, Maurizio, anche per la città, perché bisogna abituarsi a una dimensione nuova che aspettavamo da tempo, però lo diciamo, tu poi hai visto tante piazze anche importanti, è un'opportunità per tutta la città questa. Io credo che sia per tutto il territorio, in pratica, che riguarda Lecco, sia un motivo d'orgoglio, perché senza nulla togliere alla Serie C, però la Serie C dei miei tempi era una vera Serie C, questa secondo me ha poco senso, i campionati sono la Serie A e la Serie B, e ora che il Lecco è arrivato insomma ad un traguardo importante, mi auguro tenga l'ossatura il mister di riferimento, e poi ricordiamoci di una nuova esperienza in un campionato vero. Assolutamente. Grazie Maurizio allora per essere intervenuto con noi. Allora ti abbracciamo e insomma speriamo di risentirci presto, dai, magari anche per commentare qualche partita di Serie B. Un abbraccio a tutti i tifosi, alla società e al mister e a tutti i giocatori, un abbraccio da parte mia. Un abbraccio, ciao Maurizio. A tutti. E allora abbiamo sentito anche il mitico Zigo Zago, uno dei giocatori più rappresentativi degli anni 70. Allora, siamo in conclusione, tocca a noi un po' fare la chiosa di questa lunga trasmissione, ma abbiamo voluto fare, arriva anche Fausto. Mentre suonano le campane. Ah, non sono le campane, è il campanello. Io pensavo fossero le campane della chiesa. Siamo andati in Serie B, ci sono. Io non so, ormai sento le campane, sono talmente sfasato che sento le campane. Va bene, dai. È sintomo che non ci stia. Allora aspettiamo Fausto un attimo che rientra. Diciamo che adesso, dopo i 4 giorni di apatia mentale, vedremo adesso quanto ci impiegheremo a capire. Assolutamente. È stata diciamo. A chi c'è? Il mio cameraman. Eccolo qua che arriva a festeggiare anche lui, grande. Bello anche da altre parti. L'abbiamo evocato. La San Marino è ancora lì che ci cerca, quindi occhio. Stiamo venendo in qua. Mantova. L'abbiamo evocato. Allora facciamo dire anche a Caste la gioia insomma per questa Serie B. Si è sfangato tutte le posti di merda. Io non ho visto nessuna partita di questo campionato, neanche questa. Sono solo sceso pochi minuti fa ad abbracciare chi c'era a Mapello, a Sorrento, a Mantova, in tutti questi altri posti. Per questo ho disturbato suonando il campanello, perché mancava ancora qualcuno. Noi pensavamo fossero le campane, perché il campanello e le campane ha detto che cazzo sta suonando. No, però hai fatto bene, l'abbiamo rimarcato più volte durante la trasmissione. Vabbè, ai tempi, gli esordi io mi ricordo, c'era Caste che mi seguiva in casa sempre, anche in trasferta, Fausto in trasferta dopo, anche Nico, perché ogni tanto c'era anche Nico. Dopo vabbè, si è un po' evoluta la questione, però quella palta che ci siamo mangiati in quegli anni lì, ragazzi. Ma anche per tutti comunque i tifosi che hanno sempre seguito, no, il Lecco anche in quegli anni. No, però ormai io sono. Abbiamo fatto il taglio in diretta. Il trabattello di Brunico? Il trabattello di Brunico, ce lo ricordiamo? No, appunto perché dice, ma voi non sapete dove è Malassi, ma sappiamo dove è Brunico. Ma esatto, ma voi che non sappiamo, cioè, nel senso, vabbè, ci pensiamo da settembre, ragazzi. Il van di Gozzano, la collina sud di Gozzano, mamma mia.
Bellissimo, bellissimo, bellissimo ragazzi, è qualcosa di straordinario che diciamo non l'avremmo mai sognato all'inizio dell'anno, cioè, nel senso, per quanto ci credi, ci speri, lo sogni la notte. Dopo i 5 pareggi senza segnare. Cioè, esatto, poi anche a fine, no? In primavera dicevamo sì, ma se continuiamo così. Ma io ero già in pensiero per come avremmo iniziato i playoff. E invece la squadra si è trasformata e ha acquisito forza e niente, io credo che adesso avremo, non so, diciamo battuto che anche... finalmente ci prendiamo un po' di, come posso dire, di riscatto. Di riscatto, sì. È un po' dopo tutto quello che ci hanno fatto mangiare. Sotto casa mia, aperto, dicevo prima, la sede dell'ex caro proprietario del fallimento. Grazie Sergio. Andrò giù sotto a scrivergli grazie Sergio. Veramente un momento, ragazzi, fantastico. Allora, ringraziamo tutti, siamo in chiusura, tutti quelli che ci hanno... Provi con Galluzzo? Io intanto vi ringrazio della disponibilità e vi saluto. Grazie mille. Ciao Caste. Allora, proviamo con Galluzzo e poi chiudiamo la trasmissione. Prima vado a chiudere. Prima a chiudere, bravo, sì. Allora, proviamo Galluzzo, un altro grande giocatore, Giuseppe Galluzzo, dell'Lecco degli anni 70, anche lui. Allora, Giuseppe Galluzzo con noi, mi senti Giuseppe? Sì, sento. Ciao Giuseppe, allora innanzitutto un abbraccio e un saluto, ti chiediamo qual è anche la tua emozione, insomma anche tu hai vissuto gli anni 70 del Lecco, siete stati protagonisti grandi di quell'epoca, poter rivivere un'epopea, no, in questo momento con la Serie B, insomma è qualcosa di fantastico per chi ama questi colori. Ma sicuramente è stata una grandissima emozione rivedere lo stadio in televisione dall'alto con tutti i tifosi, tutta quella gente pronta veramente a dare una mano ai ragazzi che secondo me sono stati molto bravi, grande voglia, grande fame, grande organizzazione nei confronti di una squadra che sicuramente come noi era un pochino più blasonata, però il Lecco ha strameritato. L'emozione è stata anche grande nel vedere quella rete gonfiarsi, che ogni tanto gonfiavo anch'io. Beh, come dimenticarti, insomma hai segnato, vado a memoria, 26-27 gol in maglia blu-celeste in tutto, forse anche di più, non mi ricordo, però insomma tanti, quindi davvero rivedere sempre queste cioè, le immagini, perché poi diventano storia, no Giuseppe? Come rivediamo le immagini, le foto dei vostri tempi, rivedremo queste e rivedranno tra qualche anno. No, ma questa allora era diverso perché si veniva da campionati anche di Serie B, e questa è molto importante e sicuramente darà di nuovo lustro alla società, che è una cosa bellissima, dai. Assolutamente. Allora ringraziamo, grazie mille Beppe Galluzzo per essere stato con noi anche in questo breve ma ci tenevamo collegamento. Grazie Beppe. Un saluto a tutti, un abbraccio e complimenti a tutti, staff, squadra, società e tifosi. Un abbraccio. Grazie mille, ciao Beppe, un abbraccio. Ciao. Allora Fausto, io non so, penso che possiamo chiudere qua la trasmissione. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, siete rimasti in tanti fino adesso a sentire anche dalla voce dei grandi ex del Lecco, insomma, la gioia di questa promozione. Il Lecco è in Serie B, noi vi salutiamo così, non c'è molto altro da aggiungere. Non si sa più cosa dire. Non sappiamo più cosa dire, ma non c'è molto altro da aggiungere. Serie B, ragazzi, ce la godremo, la vedremo, la vivremo. Godiamocela. Buon proseguimento di festeggiamenti a tutti. Ciao ragazzi, ci troviamo tra un po'. Buona estate. Ci vediamo in giro, ciao. Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blucelesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it.